Buongiorno a tutti, ben trovati con Sveglia Trieste. Oggi è mercoledì 29 maggio, saremo in compagnia di due consiglieri comunali, la consigliera Kakovic di Adesso Trieste con noi, Giorgia Kakovic dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 Lorenzo Giorgio, forse li ho invertiti, ma insomma sta di fatto che sono questi i nostri ospiti, Lorenzo Giorgi, consigliere comunale di Forza Italia, con loro questa mattina fino alle 10. Andiamo a leggere subito la situazione meteo dal sito Osmer Friuli Venezia Giulia. Mercoledì oggi sulla regione prevarrà una fase anticiclonica, a partire da domani un'altra depressione atlantica porterà marcata instabilità. Per oggi cielo in genere poco nuvoloso, sulla zona montana cielo variabile dal pomeriggio e non si esclude qualche rovescio isolato. Sulla costa soffierà Borino in attenuazione in mattinata, temperature minime 15-17 gradi, massime 23-24 gradi centigradi. Sguardo anche a domani, come detto, cielo in prevalenza nuvoloso con piogge da moderate ad abbondanti, anche temporalesche, possibile qualche fase di tempo migliore. Per domani temperature minime tra i 16 e i 18 gradi, le massime che dai 18 toccano i 21 gradi centigradi, e giornata quella di domani come anche quella di venerdì con cielo coperto, con piogge che possono essere da moderate a intense e probabili temporali in alcune zone della regione. Quindi ancora oggi ci sarà un cielo tutto sommato sereno, per lo più velato. Da domani invece rovesci più importanti un po' in tutto il Friuli Venezia Giulia, in particolare sulla zona montana. Andiamo a leggere la prima pagina del Corriere della Sera, una rapida carrellata delle notizie principali. Israele non si ferma, i tank a Rafah, armi per colpire in Russia, Macron e Scholz per il via libera e Putin attacca Stoltenberg. Nuovo raid e vittime, ma l'esercito ebraico smentisce. Stato palestinese ufficiale il sì di Spagna, Norvegia e Irlanda. Un caso Saviano a Francoforte, alla fiera escluso dall'Italia. Roberto Saviano escluso dalla fiera del libro di Francoforte, l'annuncio del commissario del governo Mauro Mazza. Le case editrici tedesche lo invitiamo noi. Chi è sedotto non dal voto. Democrazia e diritti, nell'articolo a pagina poi 28, cosa spinge tanti cittadini italiani che per secoli si sono battuti per ottenere il voto, che lo hanno raggiunto da poco, soprattutto le donne, a decidere di non andare a votare? Bella domanda si pone Dacia Maraini. Kiev non è perduta, invece nell'articolo di fondo, lo leggiamo dal trafilo sulla sinistra dell'impaginazione. Trump si va verso il giudizio, l'accusa di De Niro, tiranno, New York illegali, è innocente, l'attore convocato dallo staff di Biden. Si avvicina per Donald Trump il momento del giudizio in tribunale, i suoi avvocati continuano a dichiarare l'innocenza del tycoon, show di Robert De Niro in strada davanti al tribunale, è un tiranno, ha detto De Niro. La famiglia Benetton volta pagina, Sforza il prossimo amministratore delegato, la famiglia lascia il board, poi il Briatore pronto al ritorno in Formula 1 con l'Alpine dopo la sua esperienza di diversi anni fa, sempre in Formula 1. Il Papa chiede scusa dopo le parole sui gay, non volevo offendere, le scuse dopo le parole sui seminari. Il Papa non voleva offendere nessuno, esprimersi in termini omofobi, ha risposto la Santa Sede, nella Chiesa c'è spazio per tutti, così come siamo, nessuno è inutile, nessuno è superfluo. Questa la risposta, o meglio le scuse del Papa dopo quel dialogo estrapolato che ha scosso l'ambiente sociale, in particolare quello delle comunità omosessuale, e che è stata in qualche modo colpita dalle parole del Papa. Meloni evoca l'insulto, scintille con De Luca, il saluto e le polemiche a Caivano, l'occasione a Caivano per l'inaugurazione del centro sportivo dedicato a Pino Daniele, scintille tra De Luca e Meloni che lo saluta ed evoca l'insulto. Pagine 10 e 11, l'approfondimento su quanto è stato ieri durante la presentazione del nuovo centro sportivo di Caivano, con la premier Meloni che si è recata sul posto, ha parlato alla stampa, ai cittadini del rilancio di quel sito.
Mattarella e la strage, lo Stato fu tradito dopo 50 anni di Piazza della Loggia, 50 anni dopo la strage. Chiare le parole di Mattarella a Brescia: con la bomba qualcuno voleva riportare il tempo a una stagione oscura e fermare le conquiste sociali. Lo Stato fu tradito, ha detto ieri Mattarella. Colpo su colpo, scrive Gramellini, andando sui temi politici, proprio sul botta e risposta tra De Luca e Meloni ieri, come detto a Caivano. Andiamo adesso a leggere le notizie del Piccolo. Lavori sui binari, rischio disagi, infrastrutture e cantieri in Friuli Venezia Giulia finanziati dal PNRR fino al 2027. L'allarme di Fermerci, il potenziamento della rete, linee interrotte, operatori preoccupati. D'Agostino dice: porti all'Italia, serve una nuova strategia. Tra le dichiarazioni del presidente ormai uscente Zeno D'Agostino riguardo lo sviluppo dei porti e poi connubio con la ferrovia. Barcolana, iscrizioni al via anche senza barca, la presentazione alla società velica Barco Allegrignano della Barcolana, edizione numero 56, eventi a mare e a terra, coinvolta la costa fino a Lignano Sabbiadoro. Ancora il taglio alto, seminaristi gay, il Papa si scusa, non volevo offendere nessuno. E poi la vendetta di Meloni su De Luca, come sta? Sono quella puntini puntini nel virgolettato riportato che vedremo poi a pagina 6. I tanchi israeliani avanzano a Rafah, nuovo raid, decine di morti. Purtroppo si continua a combattere in Medio Oriente e continuano a morire i civili, in particolare oggetto di questa guerra in Medio Oriente. Criminalità giovanile a San Giacomo, controlli e interventi sul sociale, il degrado dell'Androna Ater di via dell'Istria, spazio di fronte alla chiesa dei Salesiani dove si radunano le bande di minorenni, ha alzato il livello di allarme a San Giacomo. L'azione del comune si muove sui binari dei controlli e anche delle politiche sociali. Delfino Verde, la quarta motonave operativa da luglio, quella nuova di fatti verrà poi illustrata. Animali d'affezione, quasi 23.500 i cani, sui gatti col microchip. Su i gatti con il microchip, quindi una tendenza che va aumentando, quella di metterlo anche ai gatti. Il vicolo cieco imboccato da Netanyahu, scrive Renzo Guolo nel commento di pagina 15, Borrell segue Stoltenberg, armi occidentali contro la Russia, il conflitto in Ucraina. Joseph Borrell, alto rappresentante dell'Unione Europea, segue il segretario della NATO Stoltenberg nella questione della fornitura di armi all'Ucraina per colpire obiettivi in Russia. L'intelligenza artificiale in cattedra all'Università, primo esperimento a Trieste. Francesco Venier, direttore della divisione Executive Education della MIB School of Management di Trieste, ha annunciato via social che l'Università di Trieste, dove è docente, in collaborazione proprio con MIB, avvia una nuova importante iniziativa per il corso di trasformazione digitale delle organizzazioni. Abbiamo creato il TDO Tutor in grado di sfruttare l'intelligenza artificiale. Ha raccontato e viene poi spiegato meglio da Piercarlo Fiumanò a pagina 14. Andiamo con ordine: cantieri ferroviari, stop e disagi. Come abbiamo visto dalla prima pagina, l'allarme degli operatori del trasporto merci. Gurrieri di Alpe Adria dice: preoccupati dalla chiusura dei Tauri. Rizzi di Fermerci afferma: servono incentivi, i riflessi ricadranno pure per i passeggeri. Interruzioni a raffica dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, ecco il piano di Rete Ferrovie Italiane, i lavori previsti, problemi in vista fino alla fine dell'anno anche a nord-est e non solo. La linea Trieste-Udine, punti critici pure alla Tisana e verso Tarvisio. In questo schema i treni merci nei porti, e con i numeri anche del totale del 2021, 2022, 2023, sono le barre colorate che vedete nel grafico, i treni merci nei porti, Trieste Campomarzio, Ravenna, La Spezia, Genova Voltri, a Venezia Marghera, a Livorno, a Genova, a Monfalcone, a Brindisi, a Savona, Civitavecchia, Piombino, San Ferdinando e ad Ancona, con numeri diciamo che vanno in ordine progressivo decrescente, con dunque Trieste, Campomarzio come
snodo dei treni, che è il punto dove transitano il maggior numero di convogli, e lo vediamo proprio da questi grafici. L'andamento poi del traffico ferroviario delle merci, che guarda a riferimento le tonnellate movimentate in chilometri e miliardi, che viene rappresentato dalla linea blu, e poi invece quello dei treni in milioni invece nella linea rossa. Andiamo a vedere cosa ha detto il presidente delle autorità portuali. Il pubblico motore dei porti italiani, l'obiettivo e il valore. Il presidente dell'autorità D'Agostino dice: la riforma attende la politica. Le elezioni europee e il caso Genova hanno rallentato il progetto di riassetto del sistema italiano. Io a guidare l'ente di coordinamento degli scali del paese? Sì, ma i miei tempi e quelli del governo non collimano. A Trieste ho trovato una realtà all'altezza e competenza, abbiamo avuto fantasia, ora vanno avviate le opere, ha detto D'Agostino in questa sua intervista con Diego D'Amelio, che va a essere anche un po' un bilancio da parte sua con il quotidiano locale delle attività che ha svolto negli anni alla guida dell'autorità portuale di Trieste e di Monfalcone. Andiamo adesso alle notizie dal mondo. Tank a Rafah, mistero su nuovo raid. Truppe israeliane viste in centro. Hamas accusa altre 21 persone sono state uccise in una tendopoli, ma il portavoce dell'IDF nega. Truppe e tank israeliani sono stati visti nel centro di Rafah, l'ultima città del sud della striscia su cui da settimane si concentrano le operazioni dell'IDF. A darne notizia sono stati residenti locali ripresi dalla Reuters e altri media. Altre fonti del posto hanno riferito che l'esercito si è poi posizionato nell'area di A-Sultan, nel nord-ovest della città, dove finora l'IDF non aveva operato sul terreno. Ma a suscitare un giallo mediatico è stata la notizia diffusa da fonti della protezione civile di Hamas della striscia e da medici di un nuovo attacco israeliano sulle tende della zona umanitaria di Mawasi, che avrebbe causato la morte di 21 palestinesi. Questa è la mappa del conflitto con gli aiuti a Gaza e la situazione in aggiornamento. La striscia di Gaza la vediamo in questa mappa che prende a riferimento un'area molto più larga. Come vedete, la Cisgiordania è al confine con l'Egitto, si sta concentrando tutto in questa porzione di terra, e qui viene maggiormente dettagliata con la zona di Gaza del sud, come dove c'è Rafah, poi la fase centrale della striscia, e poi Gaza Nord, che è stato oggetto inizialmente dei primi attacchi. Circa 1 milione di persone sono fuggite nelle ultime 3 settimane. L'UNRWA ha affermato che non hanno un posto sicuro dove andare in mezzo ai bombardamenti e stanno viaggiando in mancanza di cibo e acqua, in mezzo a cumuli di rifiuti e condizioni di vita inadeguate. Intesa tra Israele e Hamas per permettere ogni giorno l'ingresso dal valico di Karem Salem di 200 camion di aiuti fino alla riapertura del valico proprio di Rafah, che qua viene invece maggiormente presa nel dettaglio, e siamo proprio nella zona sud al confine, come detto, con l'Egitto. Arrestato El Mahdi, terrorista dell'ISIS, già detenuto 2 volte. L'operazione ha avuto luogo a Torino. L'Unione Europea valuta sanzioni a Tel Aviv, ma l'intesa è ancora lontana. Ci potrebbe essere un prima e un dopo nei rapporti tra l'Unione Europea e Israele, e la linea di demarcazione potrebbe essere il massacro di Rafah. Gli ultimi raid arrivati dopo che la Corte internazionale di giustizia ha ordinato a Israele di fermare ogni offensiva sull'avamposto meridionale della striscia hanno rappresentato un nuovo colpo alle relazioni con l'Europa, tanto che in seno all'Unione si sta valutando di muoversi con delle sanzioni ad hoc. Di certo, i 27 Paesi membri hanno deciso di convocare con una certa urgenza il Consiglio di associazione con Israele, prima del quale è quasi impossibile che Bruxelles si muova, anche perché sulla questione medio orientale l'Europa resta divisa, con un fronte di Paesi tendenzialmente contrari alle sanzioni. I raid di Rafah
e il persistere di Israele nell'offensiva sulla striscia ha mutato di fatto la posizione della gran parte dei Paesi membri. Alcune settimane fa l'Unione Europea ha già messo in campo delle misure, ma dirette esclusivamente ai coloni estremisti in Cisgiordania. Nel caso delle sanzioni per gli attacchi su Rafah si tratterebbe di misure commerciali che hanno la loro base giuridica nell'accordo di associazione entrato in vigore 24 anni fa. Cambiamo pagina. Borrell si schiera con Stoltenberg. Kiev deve poter colpire in Russia. Anche Macron è d'accordo, mentre Salvini attacca l'idea dei due leader e li definisce bombaroli. Zelensky a Bruxelles pressa Biden sul summit di pace. Dalla NATO all'Unione Europea leggiamo: il passo è breve, giusto il tragitto che separa il Consiglio dal quartier generale dell'Alleanza nella periferia della capitale belga. Il dibattito se permettere o meno a Kiev di colpire obiettivi militari in territorio russo con le armi fornite dall'Occidente è stato infatti affrontato dai 27 ministri della difesa riuniti dall'alto rappresentante dell'Unione Europea Borrell, che sostanzialmente giudica lecito rimuovere le restrizioni, tant'è vero che alcuni Stati membri lo hanno fatto, cambiando dunque posizione rispetto a poche settimane fa. Il presidente francese Emmanuel Macron è stato ancora più esplicito. Kiev, ha detto nel corso della sua visita in Germania, deve poter neutralizzare le basi russe, spostando quindi la linea di Zelensky. I russi ci bombardano, avanzano a Kharkiv, noi arretriamo perché non possiamo rispondere ed è ingiusto, ha spiegato il presidente ucraino a sorpresa a Bruxelles per la firma del trattato di assistenza con il Belgio. Duro avvertimento di Putin contro l'Alleanza Atlantica: state facendo un altro passo verso il conflitto globale. Il monito del Cremlino sui missili e quindi anche le posizioni dei diversi fronti interni all'Europa su come muoversi nei confronti dell'Ucraina, a sostegno dell'Ucraina, ma con quale tipo di sostegno, è contro l'attacco russo. Accordo in Olanda, l'ex capo degli 007 Schoof sarà il premier. Leggiamo ancora: Tbilisi annulla il veto e adotta la legge bavaglio, la Georgia si allontana dall'Occidente. A nulla sono servite le proteste di piazza e le critiche del mondo occidentale. La controversa legge sugli agenti stranieri è stata adottata dal Parlamento della Georgia, che in un voto a larga maggioranza ha ribaltato il veto presidenziale che aveva inizialmente bloccato la nuova legislazione, accusata di voler mettere il bavaglio a ONG e media, obbligando i gruppi che ricevono almeno il 20% dei finanziamenti dall'estero a registrarsi come organizzazioni che perseguono gli interessi di una potenza straniera. Queste le diciture. Andiamo alla politica interna. Meloni gela De Luca, salve, sono l'Aster, puntini puntini. Il faccia a faccia durante la visita della Presidente del Consiglio a Caivano per l'inaugurazione del nuovo centro sportivo. Per 3 mesi il Sassolino lo ha tenuto nella scarpa, ma quando ieri la Presidente del Consiglio Meloni è arrivata a Caivano per l'inaugurazione del centro sportivo e si è trovata di fronte al governatore della Campania Vincenzo De Luca, non ci ha pensato 2 volte, gli ha stretto la mano e senza giri di parole è andata dritta al punto, con fare tutt'altro che improvvisato. Presidente De Luca, quella della Meloni, come sta? Una citazione davanti ad autorità e telecamere dell'insulto che De Luca le aveva rivolto lo scorso 16 di febbraio parlando con i giornalisti alla Camera in una situazione meno formale. Benvenuta, bene di salute, le ha detto uno stupefatto governatore. Il botta e risposta tra i due non sono davvero mai mancati, così come in generale le tensioni fra regione e governo anche sui Campi Flegrei, tema di una riunione tenuta a Palazzo Chigi dalla Premier di rientro a Roma. Monito a Brescia, fu una strage neofascista, la cerimonia a Piazza della Loggia. Mattarella ricorda l'attentato di 50 anni fa e sottolinea: volevano tornare al fascismo, il commento della Premier: lotta contro ogni terrorismo. Stop ai senatori a vita, il premierato avanza, il cammino della riforma, la maggioranza incassa l'approvazione da parte del Senato del primo articolo del premierato elettivo, quello che abroga il potere del Presidente della Repubblica di nominare i senatori a vita. L'approvazione è arrivata in una seduta segnata dalla tensione, compreso un gestaccio della ministra Casellati a Enrico Borghi di Italia Viva, con conseguente battibecco e sospensione della seduta.
leggiamo dalla pagina di riferimento, anche 7 impresentabili in lista alle europee, ma niente esclusione. 7 nomi in lista per le europee non sono in regola con il codice di autoregolamentazione delle candidature, il decalogo approvato dalla Commissione Antimafia per le competizioni elettorali. Lo fa sapere la Presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo. Nessuna esclusione, ma solo un alert di valenza etica. Balneari, scoppia la lite dentro la maggioranza, scontro fra Fratelli d'Italia e la Lega. Andiamo ora a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per l'aggiornamento che ha a che fare con le segnalazioni della viabilità, del traffico, come si presenta tutto sommato la giornata odierna, con gli appuntamenti a calendario. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Prego. Sì, allora innanzitutto direi che la notte è trascorsa con interventi di routine, per fortuna nulla da segnalare da questo punto di vista. Al momento non abbiamo interventi in atto, le pattuglie stanno iniziando sul territorio. Il traffico al momento è scorrevole sulla rete viaria cittadina, non abbiamo segnalazioni di particolare interesse. Per quanto riguarda le note in agenda, per quanto riguarda i lavori, devo ricordare che la via Caboto ancora oggi rimarrà chiusa per un intervento a Cegas, quindi da via Malaspina in direzione Trieste la careggiata è chiusa, dovrebbe riaprire in tardo pomeriggio in serata quanto previsto dall'ordinanza, speriamo di sì, quindi potrebbe esserci dei rallentamenti nella zona della rotonda di via Flavia. Inoltre è ancora chiusa la via Cordaroli a scendere da Commerciale, anche qui per un cedimento del manto stradale, intervento ancora in corso. Dovrebbe anche qui risolvere, speriamo in giornata, vedremo eventualmente con i tecnici se riusciranno a risolvere il problema. Per quanto riguarda invece le manifestazioni, abbiamo 2 previste in serata. Alle ore 17 abbiamo una processione religiosa che si avverrà all'interno del comprensorio di San Giovanni, quindi dovrebbe interessare di meno il traffico principale. Saremo sul posto naturalmente per le deviazioni, questo dovrebbe durare circa un'oretta dalle 17 in poi, ribadisco, all'interno del comprensorio ex OPP di San Giovanni. Inoltre abbiamo invece un evento privato al Teatro Verdi con l'arrivo di numerosi partecipanti che avranno a mezzo dei pullman e macchine private. Questo evento inizierà il flusso del pubblico verso le ore 19 e terminerà alle 23, quindi sulle rive al Teatro Verdi potrebbe esserci dei rallentamenti appunto per la presenza, dovrebbe essere una trentina di pullman, quindi abbastanza importante l'arrivo dei mezzi, quindi saremo sul posto anche qui per viabilità e scorta. Sì. Inoltre ricordo che questa mattina, tarda mattina, verranno interdette la sosta sulle rive per l'arrivo della nave, quindi da oggi circa da mezzogiorno non si potrà parcheggiare su tutte le rive esterne, questa chiusura verrà mantenuta fino al 3 giugno, la partenza della nave. Ancora una cosa, ricordo che domani, oltre ad essere già presenti vari cantieri sulla S202, quindi sulla GVT, domani sera in orario notturno verrà chiusa la galleria di Servola in entrambi i sensi di marcia dalle 23 alle 3 del giorno dopo. Inoltre ancora ricordo che domani, 30 maggio, verrà chiusa la via di Romagna, una chiusura che andrà avanti per parecchi mesi, la chiusura verrà civico 36, quindi da Fabio Severo, però da Dalmazia e da Severo non si potrà accedere alla via Romagna che rimarrà chiusa appunto da Severo a Termitoro. Sì. Con questo, anche se un po' lungo, restituirei la linea. No, è stato esaustivo più che lungo, molto gentile, grazie all'ispettore Schillani, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Grazie ancora, quindi prestare attenzione nei punti indicati adesso dall'ispettore Schillani. Quella di via Romagna è la chiusura per i lavori ai sottoservizi della stessa via, magari domani potremo anche farne un approfondimento andando sul posto. Andiamo avanti con il piccolo, ancora 5 minuti prima della pubblicità. Seminaristi gay, il Papa si scusa, non ho mai inteso offendere. Nella Chiesa c'è spazio per tutti, termine riferito da altri. L'intervento del Vaticano, la lettera di 50 sacerdoti omosessuali chiede stop ai pregiudizi e riconciliazione. Intanto in questo schema è il calo di preti e seminaristi, che dal 1990, quando erano 38.000, sono passati ai 31.800 del 2020, 16% in meno circa. Dal 2018 in poi il numero è sempre stato inferiore ai 400, parliamo dei nuovi preti,
nel 2013 erano 436, sono 121 nel primo semestre del 2024. In aumento i preti stranieri da 204 a più di 2600. I seminari su 225 diocesi italiane, 120 sono maggiori, 1800 aspiranti sacerdoti, età media 28 anni, 43% dei candidati ha avuto un'esperienza nel mondo del lavoro, il 10% viene dall'estero, 72 minori ospitano ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, i seminari intendiamo, 8 sono regionali e 1 interregionale. Il trend poi nelle varie regioni. La decrescita colpisce particolarmente il centro-nord, con l'arcidiocesi di Milano nel 2040 non avrà sacerdoti con meno di 30 anni. Nella diocesi di Tortona per 309 parrocchie ci sono 91 sacerdoti e 280.000 abitanti. Nella diocesi pugliese di Oria per 42 parrocchie ci sono 75 preti e 170.000 abitanti. Questi numeri che danno anche un po' il quadro della situazione rispetto al numero di preti, di sacerdoti, dei seminari e le attività che svolgono nelle varie regioni d'Italia, chi ne ha di più, chi ne ha di meno. La definizione omofoba trapelata con l'obiettivo di mettere l'imbarazzo, quella sui seminaristi gay, più per i termini fin troppo espliciti usati dal pontefice che per i contenuti, può ben definirsi un'incresciosa gaffe di Papa Francesco, su cui oggi la Santa Sede ha dovuto mettere una toppa con una dichiarazione di scuse. Ma uno dei problemi su cui interrogarsi è da chi e per quale motivo sia stata fatta filtrare dall'incontro a porte chiuse con i vescovi italiani la frase omofoba «nei seminari c'è troppa frociaggine», questo è il virgolettato, che sarebbe stata usata da Bergoglio, finita a distanza di una settimana sul sito di Dagospia e da lì sui media di tutto il mondo. C'è chi, in altre parole, ha voluto utilizzare l'espressione sfuggita al Papa, quantomeno grossolana, come leva per mettere in difficoltà lui e tutta la Santa Sede, e quindi si parla soprattutto di dinamiche prettamente interne al Vaticano. Le parole di Don Dino invitano all'apertura, è come escludere uno perché è mancino. Sua Santità nomina il nuovo maggiordomo e un ex addetto al FAS, la scelta di Papa Francesco. Pesca e business, il tonno dell'ex generale che va a ruba in Giappone, export da 20,5 milioni per Pelagos, ormai terza realtà croata del settore ittico, la parabola di Gotovina da comandante a super latitante imprenditore. L'azienda ha registrato 24 milioni di fatturato nel 2023, quasi il più 50% rispetto all'anno prima. La guida Floss Olei, olio d'oliva istriano, tra i top nel mondo anche per quest'anno ed è l'8º anno di fila. Le tensioni nei Balcani, scoppia il caso Banijska, fu la NATO a negoziare per evitare la strage, ma KFOR nega tutto. Un rapporto di Lancaster, politico inglese, riaccende l'attenzione sugli scontri che portarono la regione di nuovo sull'orlo della guerra. Banijska nel settembre 2023 paramilitari serbi fecero un assalto e riuscirono poi a fuggire. Passi avanti per il Kosovo, ora è più vicino all'alleanza. Il paese diventerà membro associato dell'Assemblea parlamentare, fallito il pressing di Belgrado che parla di precedente pericoloso. Solo uno Stato membro dell'Unione Europea avrebbe espresso alcune riserve. Affari sui rifiuti illegali nella terra dei fuochi, sgominata un'associazione a delinquere in Campania, neonato ritrovato morto sugli scogli, la mamma ha 13 anni, la ragazzina è rintracciata, è stata ricoverata in ospedale e poi dimessa, ci sono indagati nell'inchiesta, sentiti alcuni familiari della giovane. Diabete, arriva la svolta, insulina ogni settimana, la rivoluzione in medicina. Pronto soccorso lenti, 31 ore per un ricovero, uno degli spaccati della crisi della sanità. Si allungano i tempi medi di attesa nei pronto soccorso italiani. Prima di essere ricoverati in un reparto, nel 2019 si attendeva la media di 25 ore, che sono diventate 31 nel 2023, con aumento del 25%. Cresce anche il numero di persone con oltre 80 anni che si rivolgono al pronto soccorso. Sono state circa 4.600.000 nel 2019, pari al 23% degli accessi totali, mentre lo scorso anno sono salite a circa 4.860.000, il 27% rispetto agli accessi totali. Caso onorato, l'autopsia non rileva segni di violenza, le indagini proseguono a
Palermo. Ci fermiamo per la pubblicità e ricominceremo con la lettura del Piccolo da dove l'abbiamo interrotta. A tra poco. Bene, ritrovati con Sveglia Trieste, andiamo a leggere le altre notizie in questa rassegna stampa della prima ora di trasmissione. Go 2025, eventi e ospitalità, sbarcano online, decolla la piattaforma digitale Borderless Wireless, mappati già 350 punti di interesse, 1800 alloggi. Le informazioni del sito sono riportate in italiano, sloveno e inglese e verranno implementate ancora. Verso la capitale della cultura proseguono le tappe di avvicinamento anche con tutte le informazioni online. Un percorso dedicato alla pace nei luoghi di guerra sul Sabotino, dal progetto BWOP 1,5 milioni per valorizzare itinerari e accessibilità. Il circuito toccherà un punto panoramico da cui si vedranno le città di Gorizia e Nova Gorizia. Pagina seguente, l'intelligenza artificiale in classe, primo esperimento a Trieste. Il TDO Tutor, ammesso a punto dal prof Francesco Venier, migliora l'apprendimento degli studenti. Per la prima volta OpenAI e ChatGPT adottate in un corso di trasformazione digitale al MIB e all'Università di Trieste. L'intelligenza artificiale di cui si parla dagli anni 50 oggi è una realtà. Pensiamo solo al suo utilizzo per prevedere l'evoluzione dei mercati finanziari. In futuro, grandi università di prestigio metteranno a disposizione dell'AI tutto il loro sapere. Francesco Venier è direttore della divisione Executive Education della MIB School of Management di Trieste, la scuola nata nel 1988 come consorzio tra le università regionali e alcune grandi imprese del nord-est. Uno spin-off ante litteram dell'Università di Trieste, dove insegno organizzazione aziendale. Nei giorni scorsi Venier ha fatto un annuncio sui social che ha destato curiosità e molta attenzione. L'Università degli Studi di Trieste, in collaborazione con il MIB, introduce una novità importante per gli studenti del corso di trasformazione digitale delle organizzazioni. Di che si tratta? Di un TDO Tutor, così si chiama, in grado di sfruttare l'intelligenza artificiale generativa di OpenAI ChatGPT 4 per offrire un supporto continuo agli studenti nel loro percorso formativo, migliorando l'apprendimento e facilitando la comunicazione con i docenti. In prospettiva, lo strumento riempito dai vari programmi di studio potrebbe essere utilizzato in tutte le discipline e questa è una novità anche abbastanza importante nel settore dell'educazione universitaria. I due articoli di commento, Renzo Guolo che scrive: Netanyahu in un vicolo cieco, il premier israeliano guarda a novembre sperando nel ritorno di Trump alla Casa Bianca, e Franco Belci invece riporta l'Europa e anche dei pragmatici. Nord-est, l'elettorato pare più consapevole degli interessi in ballo e meno disponibile a un voto fideistico. Queste le sue riflessioni, questi due articoli di commento. Caso Benetton, ok, conti in rosso, Claudio Sforza, nuovo amministratore delegato. Il Consiglio d'amministrazione ha approvato all'unanimità il bilancio, la perdita ammonta a 230 milioni. Edizione pronta a stanziare subito 150 milioni in attesa del nuovo piano. C'è un piccolo, brevissimo schema del bilancio di Benetton Group, fatturato di 1098 milioni di euro, l'EBIT però è a meno 113 milioni, il risultato netto meno 230 milioni di euro dovuto anche a 150 milioni di svalutazioni, il patrimonio netto di 105 milioni di euro. Questo per fare il punto, ma in maniera molto generale, dei conti del gruppo Benetton. La nuova team di Figari al dialogo con Vivendi nelle trattative dei passaggi per le telecomunicazioni. De Martin, presidente di Manager Italia FVG, più donne dirigenti. Nella assemblea è uscito il nome di Stefano De Martin, 51 anni, che è confermato presidente di Manager Italia Friuli Venezia Giulia. Da Varzila a MSC, passi avanti per produzione e welfare aziendale. Da Ginevra il sì al terzo turno, obiettivo 500 carri in più all'anno, apertura su pensioni, sanità e mensa ammortizzatori, cassa integrazione per 24 mesi e indennità, ma l'intesa sui salari
è ancora lontana e ce ne siamo occupati anche ieri nel corso del nostro telegiornale, perché la situazione Wärtsilä legata alla scelta di MSC è sicuramente la chiave di sviluppo per quel sito produttivo. Facciamo il punto nel servizio andato in onda ieri nel telegiornale di Tele4. Ancora lontani per quanto riguarda la parte salariale proposta da MSC per le ex maestranze di Wärtsilä, e questo in sintesi il messaggio inviato dal fronte sindacale dopo l'incontro odierno con gli emissari del gruppo, che rileverà l'area di Bagnoli della Rosandra per insediarvi uno stabilimento di produzione di carri ferroviari di ultima generazione. Speravamo che MSC aprisse un po' di più, in considerazione anche il fatto che andranno a lavorare in punto franco, avranno dei grandissimi vantaggi, non solo per quanto riguarda il manifatturiero unico, punto franco, insieme a Taiwan, Trieste, a poter fare questo, ma poi anche dei vantaggi nella logistica, che è il loro business principale, quindi speriamo che loro questo possano farsi una riflessione. MSC rispetto a questi nel particolare ha detto insomma che non è nelle condizioni di poter garantire tutti quei vecchi accordi, ha dato sì disponibilità a discutere di un nuovo integrativo prima della partenza della produzione, ha ribadito la disponibilità a prendersi carico di tutto quello che era il pacchetto del welfare di Wärtsilä, quindi insomma la mensa, il circolo aziendale, la sanità integrativa, il fondo pensione e quant'altro, però è chiaro che sul salario c'è ancora una distanza e questo sarà oggetto di un ulteriore confronto nei prossimi giorni. Quanto al successivo incontro con la dirigenza di Wärtsilä, nessuna precisazione puntuale sul discorso esuberi. Wärtsilä purtroppo neanche oggi si è smentita e quindi a specifiche domande da parte del sindacato e delle parti sociali è rimasta sempre vaga e siamo rimasti che ci riaggiorniamo a un prossimo incontro. Non è possibile che a distanza di 2 anni ancora non abbiamo risposte su domande semplici che riguardano la parte in esubero, quindi non abbiamo ancora dei numeri che combacino con quanto comunicato da Wärtsilä alle parti sociali e alla stessa MSC, o almeno tutta la parte integrativa anche, e quindi di comunque parte economica che dovrebbe riconoscere i lavoratori che passano in MSC. Andando avanti con il piccolo, Fedriga riapre al nucleare, opposizione sulle barricate, il governatore dice Friuli Venezia Giulia è disponibile per le centrali di ultima generazione. Ancora, si attui la legge che istituisce le centrali elettriche pubbliche, sentiti in commissione i rappresentanti di territori e concessionari, polemica sui canoni non pagati dai privati nell'ambito dei contenziosi. Sempre dalla pagina economica, aperto il forum Danieli con i big dell'acciaio, commossa commemorazione del presidente Benedetti, oltre 600 manager del settore, focus su energia e nucleare proprio, servizio tutele graduali. Era circa 50 persone tra Nord-Est ed Emilia, la multi-utility che guarda ora a nuovi ingressi per supportare i clienti nel percorso di decarbonizzazione ed efficientamento dei loro consumi. Superiamo le pagine della borsa per andare a quelle dedicate alle notizie su Trieste. Barcolana, adesioni al via anche senza barca, la regata si allarga in Friuli Venezia Giulia, presentata l'edizione 56 con istituzioni e sponsor, 15 eventi in 10 giorni. Gialuz, presidente della società velica Barco Grignano, ha detto la dedichiamo alle energie positive, c'è bisogno di ottimismo, e anche questo è stato oggetto di una conferenza, come detto, che ha avuto luogo ieri presso la sede della società velica Barcola Grignano. Andiamo a fare il punto nel servizio. Un'edizione della Barcolana intitolata alle energie positive, in un mondo sempre più complicato in cui c'è bisogno di continuare a navigare con ottimismo. È il concept della 56esima edizione della regata con il più alto numero di partecipanti al mondo, lanciato dal patron Mitja Gialuz in occasione della tradizionale presentazione nel piazzale della società velica di Barcole Grignano. La Barcolana è caratterizzata da energie positive, vedete alle mie spalle i colori della nuova grafica di Barcolana, che sono colori sgargianti, energetici, che danno gioia. Viviamo in un momento difficile dal livello internazionale, Barcolana vuol mandare un messaggio di ottimismo, dobbiamo continuare a goderci la Barcolana, che è davvero importante per la città di Trieste, per tutti i velisti, e quindi una Barcolana diciamo di gioia, di festa. Un'edizione della Coppa d'autunno che si terrà come sempre la seconda domenica d'ottobre
2023, con tante novità. Innanzitutto l'estensione geografica che arriverà a Lignano Sabbiadoro, coinvolta nelle iniziative intorno all'evento, articolate in una decina di giorni. Annunciate altre iniziative per valorizzare Porto Vecchio, offrendo servizi alle tante barche che ormeggiano nella zona al Molo Zero. Ma la vera innovazione è quella che riguarda le iscrizioni, possibili non solo per le barche, ma anche per i singoli regatanti in cerca d'equipaggio. Barcolana 56 sarà la prima regata al mondo a varare il Ticket to Race. Che cos'è? Ci si potrà iscrivere non solo con una barca, ma anche come singolo velista. In questo modo abbiamo già una ventina di velisti americani che sono interessati ad arrivare a Trieste la seconda domenica di ottobre. E difatti poi leggiamo anche gli storici campioni locali e promuoviamo ovunque la Barcolana grazie ai grandi campioni, livello sempre più alto. Dall'annata senza vento alla nefasta Bora Scura, i 25 anni di ARPA in gara. Dal 2000 l'agenzia prevede il meteo della domenica velica. Nordio, Sergio Nordio, storico previsore, ha detto le più belle sono state quelle competitive. All'inizio si usavano le stampanti ad aghi, pronta la mappa, la portavamo ai velisti, era una sfida nella sfida. Nel 2020 fu annullata per maltempo, abbiamo studiato i modelli fino all'alba, è stata un'annata tremenda, ha detto Nordio. Qui i volti di alcuni dei protagonisti delle ultime Barcolane: Vasco Vascotto all'arrivo in un'edizione passata della Barcolana, ma anche Mitia Cosmina in una foto d'archivio, Furio Benussi e la figlia Marta, che hanno festeggiato la vittoria della Barcolana nel 2023, l'anno scorso, con la coppa in mano della figlia Marta, figlia di Furio Benussi. C'era anche Wendy Smith, c'era il ministro dello sport Abodi, per l'occasione a Trieste, per la Barcolana. Come detto, violenza giovanile a San Giacomo, cambiamo decisamente argomento, controlli e interventi nel sociale, Comune e Ater non sapevano dell'Androna nel degrado, l'assessore comunale Tognolli ha detto va corretta la rotta, il sopralluogo nelle case popolari in via dell'Istria, la foto illustra la polizia locale ieri davanti alla Bergamas e poi a lato uno dei punti dell'Androna degradata in cui si trovano le bande dei giovani. E qui è una poltrona lasciata all'abbandono proprio in un angolo deturpato da scritte del rione. 2 i casi di febbre dengue in città, un uomo in via del Ronco e una bimba, per entrambi non c'è alcun allarme. Dopo la disinfestazione anche il punto della situazione, non 1 ma 2 casi di dengue a Trieste che comunque non destano particolare preoccupazione alle autorità sanitarie. Il dettaglio è emerso ieri, dopo che la Regione ha diffuso una nota in seguito a un incontro a Udine con l'assessore alla salute Riccardi, con la direzione generale responsabile della prevenzione della direzione centrale salute. Si tratta di una 13enne paraguayana arrivata a Trieste con una crociera assieme ai genitori. La ragazzina è stata portata al Burlo, è guarita e risulta dimessa. Oggi rientra nel proprio paese. L'altra persona è invece un uomo residente in via del Ronco, era rientrato da un viaggio ai Caraibi, anche lui ricoverato nel reparto infettivi del Maggiore, è stato dimesso e dal suo contagio che è scattata la disinfestazione anti-zanzare nell'intero quartiere circostante. Le notizie in breve: gli autovelox sospesi sono merito del Partito Democratico. La sospensione dell'utilizzo degli autovelox, contrariamente a quanto dichiarato dall'assessore De Gavardo, non è avvenuta per sua iniziativa. La sospensione è invece intervenuta, come a Muggia, a seguito della segnalazione della segreteria del PD e del forum sicurezza e delle interrogazioni presentate dai nostri consiglieri comunali. L'assessora e il comandante della polizia municipale avevano dichiarato che sarebbero andati avanti ad utilizzarli, così una nota del Partito Democratico. L'appello della UIL per le scuole slovene, la riduzione anche di 2 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi delle scuole slovene per una comunità piccola come quella slovena comporta un danno notevole. A tali posti si presuppone che seguiranno altre perdite, in primis quelli di 2 dirigenti scolastici. Lo sottolinea il segretario UIL Scuola Friuli Venezia Giulia Ugo Previti, secondo cui laddove ci sono minoranze linguistiche le scuole possono mantenere l'autonomia con un numero minore di 800 alunni. Andremo al Ministero per rivedere la soppressione dei posti di direttore dei servizi generali e amministrativi. Massolino racconta la sua azione politica con 5 tappe in città, la consigliera regionale del Patto per l'Autonomia e poi la protesta di Stati Uniti d'Europa. Confini chiusi, no grazie, cartelli con la foto del vecchio lasciapassare e un'enorme bandiera
dell'Europa. Questa la protesta, più che altro il flash mob proprio di Stati Uniti ed Europa per la libera circolazione e contrarietà alla sospensione del trattato di Schengen. Aldi apre il terzo supermarket, riqualificazione in via Salata, il colosso tedesco del hard discount investirà 350.000 euro per rifare le aiuole, i marciapiedi e l'incrocio con via dell'Istria in base alla convenzione con il comune. All'imbocco della galleria Montebello sorgerà il nuovo punto vendita. Questa foto ci aiuta a capire il sito. Fondamentalmente nella parte bassa della foto c'è l'uscita o l'entrata, a seconda da dove si proviene, della galleria Montebello, e quindi questo è il punto dove sorgerà il terzo Aldi in città. Riparata la voragine in via Cordaroli, teatro di vari cedimenti, in via di risoluzione e ripristino dell'asfalto su via Cordaroli, dove comunque la strada resta ancora chiusa per chi da via Commerciale vuole raggiungere Roiano e imboccare in discesa la via Cordaroli stessa. Questa è ancora chiusa ed è aperta solo nel senso opposto, ovvero da chi da Roiano arriva verso via Commerciale. O meglio vuole andarci. Estate alla piscina Bianchi, inaugura la vasca scoperta, i 50 metri del polo natatorio tornano a disposizione, 5 fasce orarie durante la settimana e 2 opzioni, sabato e la domenica, nuoto per tutti dall'8 giugno. E chi ha interesse di capire un po' le fasce orarie e tutto, qua trova nel dettaglio le fasce orarie suddivise: fuori dalle 10 alle 12, dalle 12 alle 14 e dalle 14 alle 16, dentro invece dalle 16 alle 18, parliamo delle vasche interne ed esterne, e quindi chi ha piacere, ha voglia di andare a nuotare alla Bianchi può fare riferimento a questi orari che comunque trova nel sito della piscina, del centro natatorio FIN Bruno Bianchi. I cani in casa verso quota 23.500, sempre più gatti con il microchip, in costante aumento il numero di animali d'affezione nelle famiglie in città, e c'è chi sceglie di dotare i felini anche del GPS per seguirne gli spostamenti. Qui il bellissimo esemplare di, credo, pastore tedesco o simile, con tanti piccoli gattini in questa bella foto al centro del giornale. Biglietti di ultimo in regalo ai ragazzi dei Ricreatori. Il concerto, ricordiamo, avrà luogo allo Stadio Rocco il 2 giugno. Sono grata per i complimenti, spero di dare un buon esempio. Luisa pulisce ogni giorno le rive dai rifiuti. Sta per entrare in politica, per l'amor del cielo, spero di dare buon esempio, ma nulla di più, ha detto la donna. Se già prima non erano in pochi a conoscere la sua storia, negli ultimi giorni il telefono di Maria Luisa Favaretto squilla molto più del solito. Certi amici che non sentivo da una vita mi hanno chiamato per dirmi che avevano letto il mio nome sul giornale, mi fa molto piacere, ma io non ho fatto nulla di speciale, ha detto Luisa, che si adopera costantemente per la pulizia delle rive e da diversi tipi di rifiuti. Il convegno internazionale dedicato al popolo dei Rondoni, la 3 giorni al Teatro Miela, dopo Segovia e Tel Aviv, tocca a Trieste ospitare l'International Swift Conference, l'incontro biennale degli esperti di questa specie animale. Sono 135 partecipanti che discuteranno di migrazioni, clima, tutela e biologia. Varato il quarto Delfino Verde, da luglio fra Trieste e Muggia trasporterà 300 passeggeri e 100 biciclette, a disposizione una ricarica elettrica. La motonave è trasferita entro 2 settimane dal cantiere Foschi di Cesenatico. Il miglioramento dell'offerta sulla linea marittima che passa attraverso la motonave GT, l'ultima acquisizione della flotta Delfino Verde varata a Cesenatico. Qui una foto intanto per l'anteprima di quello che sarà poi il mezzo a disposizione della tratta fra Trieste e Muggia. Adriatica in avaria, causa i bassi fondali, ha imbarcato acqua, ha sostituito con il bus il servizio marittimo Lignano Grado Lignano, in quanto la motonave Adriatico utilizzata quest'anno per la linea lagunare ha fatto registrare un'avaria che potrebbe essere di poco conto, ma che comunque ha costretto al momento a sospendere i viaggi. Domenica scorsa, a causa dei bassi fondali, l'Adriatica ha toccato il fondo all'ingresso del canale di Grado e ha imbarcato acqua
in Sentina. Questa è la spiegazione fornita, anche se il comunicato emesso dall'APT di Gorizia, che gestisce la linea, precisa che l'Adriatica ieri non ha svolto servizio per un intervento di manutenzione straordinaria alla motonave, avvenuto in seguito a un urto in corso di navigazione avvenuto domenica 26, ma di fatto è stata sostituita dall'autobus. Imbrattata la lapide che ricorda la Tigr, i vandali dipingono un fascio littorio. L'Unione Slovena dice: per ora non puliremo il monumento per evidenziare il gesto commesso nel bosco Salzer, monumento a Padriciano. La circoscrizione Altipiano Est chiede il nido sloveno sul Carso, recuperare le caserme e fondi a fotovoltaico, Verdi sinistra per Sardos Asgonico. Infopoint Caliterna verso la riconsegna e il restauro alle porte di Muggia. La foto, il premio Anvolt, la studentessa triestina Gaia vince il riconoscimento internazionale sulla lotta al tabagismo. Andiamo veloci che mancano pochi minuti. Test d'ingresso per il dottorio del futuro, l'esame a medicina alla facoltà di medicina, o meglio per accedere a questa facoltà, si è svolta ieri in contemporanea in tutta Italia la prima sessione delle prove di ammissione per i corsi di laurea in medicina. L'Università di Trieste ha ospitato la prima prova con 488 dei 531 candidati previsti, di cui 524 residenti in regione. Amplissima la maggioranza femminile, oltre il 70%, con 376 donne e 155 uomini iscritti alla prova. I candidati hanno avuto 100 minuti per rispondere a 60 quesiti con 5 opzioni di risposta. La seconda sessione delle prove si svolgerà il 30 luglio con altri 576 candidati. Dal laboratorio Fabio Pagan, prima del Big Bang c'era l'energia del vuoto che generò l'inflazione cosmica dilatando lo spazio-tempo. Concetti tanto interessanti quanto anche difficili da poter assimilare. Monfalcone, la città delle barche, nel libro del giornalista Roberto Kovacs, nipote e figlio di maestri d'ascia, la vita nei cantieri dal varo della prima nave nel 1908 all'artigianato d'eccellenza, vite e opere di Giuseppe Gelcic, professore sapiente di Ragusa, l'incontro con lui, con Trieste il mare, coproduzione di teatri, apre al Sartorio Let's Play, la rassegna, 8 spettacoli e 12 serate dal 6 al 30 giugno, comicità, celebri triestini e una prima in cucina. Riscrivere Cividale dall'ex caserma alle 19 alla stazione Rogers. Sartini Open Day, una festa di note con arie d'opera e lezioni gratuite. Venerdì alle 14:30 il Conservatorio di Trieste apre le porte al pubblico di possibili e anche futuri nuovi allievi. La grande scommessa di McKay alle 20:30 al Teatro Basaglia, il tavolo di intersezioni per tracciare la mappa del contemporaneo, Trieste-Gorizia, una rete di festival. Siamo allo sport. Pillastrini sposa la linea di Trieste, la coerenza delle idee ripaga, il coach di Cividale plaude alla gestione della stagione dei biancorossi, la squadra di Christian è più forte a livello di talento individuale, Cantù ha più fisicità, ha detto Pillastrini. Sammartini convocata in azzurro nel Green Team, un sogno che si realizza nel basket femminile con la convocazione con i colori nazionali. Per la ragazza, i ticket apre la prevendita per gara 3, i tifosi organizzano i pullman, stiamo parlando del playoff di basket con Trieste che sfiderà Cantù in vista della gara 3 al Pala Trieste, in programma lunedì 10 giugno alle 21, sarà attiva la vendita dei tagliandi con la fase 1 che garantirà la prelazione a tutti gli abbonati Rebirth, con la possibilità di confermare il proprio posto o decidere di cambiarlo con uno di quelli a disposizione al momento dell'acquisto. Finali nazionali, Futurosa ok, Tigrotte fermate dalla Reyes, basket under 17 femminile, Triestina. I bocciati sono pochi, ma tutti concentrati nella difesa. Una stagione di arrendimento altalenante dei giocatori in ogni settore del campo. Correi è stato il top, positiva la crescita costante dei giovani e la Zrac e Rizzo. Questo è il punto di Antonello Rodio riguardo la stagione dei giocatori della Triestina, diciamo tempo di pagelle anche per capire chi è andato meglio, chi è andato peggio,
e quindi la scelta anche di premiare la positiva e costante crescita dei giovani che hanno giocato e hanno avuto minutaggio. Il calcio dilettanti, Sant'Andrea San Vito cambia mister, via Moreno Nonis, ecco Marco Luiso. Il tecnico degli allievi regionali promosso a guidare la prima squadra nel campionato di prima categoria, voglio portare un calcio attivo e propositivo con il Sant'Andrea. Da Piran il Palachiarbola deve diventare una bolgia. Alle 20, gara 1 dello spareggio salvezza contro Cingoli, l'azzurro terestino, i nostri tifosi ci possono trascinare alla vittoria, ha detto. Oscar della Vela Italiana, premiati Klapčić e Neri, menzione speciale per le imprese dell'atleta triestina, al farmacista il titolo di miglior barca con Nessun Dorma. Domenis e Coppola sul podio più alto dell'atletica alla 40esima edizione del Brixia Meeting, qui la foto di squadra degli atleti della Trieste Atletica al 40esimo Brixia Meeting, tutti giovanissimi e anche con talento da dover dimostrare ancora con molti margini. Serie A, tutti i nodi della quercia, il fondo Oc3 dovrà garantire all'Inter progetti ambiziosi e competitività sportiva, il primo segnale con il rinnovo di Lautaro Martinez che chiede ben più di 10 milioni di euro. Fiorentina alle 21 sfida l'Olympiakos per prendersi la Conference League. Vincenzo Italiano ha radunato tutti i suoi giocatori in mezzo al campo dove deciderà la Conference League nel campo di Hagia Sofia ad Atene nella partita contro l'Olympiakos, e ha già innanzitutto ricordato quello che è successo a Praga l'anno scorso. Perdere le finali insegna a vincerle, o almeno questa è la speranza di un tecnico, di una squadra, di una città che oggi si fermerà per esorcizzare l'incubo di un anno fa, quando la Fiorentina perse contro il West Ham, la squadra londinese che vinse proprio contro la Viola. 4 tocchi d'azzurro a Parigi vincono Cobolli, Darderi, Zeppieri e Derrani. Nel tennis a Roland Garros l'Italdonne del Guru Velasco contro la Francia, continua la caccia al pass olimpico. Nel volley e dunque la Nations League. E con questo noi chiudiamo la rassegna stampa leggendo il piccolo. Torneremo tra poco in compagnia di Lorenzo Giorgi, consigliere comunale di Forza Italia. A tra poco. Trovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia di Lorenzo Giorgi, consigliere comunale di Forza Italia, ben trovato. Buongiorno, grazie dell'invito, un saluto a tutti i telespettatori. Qui Giorgi fuori onda, stavano entrando tutti in studio, no? Sì, tutti hanno voglia di partecipare, ho chiesto di chiudere la porta perché altrimenti diventava un, come diceva un film di Aldo Giovanni e Giacomo, gente che entra, gente che esce, no? Ecco, esatto. Va bene, allora andiamo sui temi della città, andiamo a vedere subito le prime mail. Ho letto il bell'articolo del Piccolo che descrive accuratamente come evitare di diffondere la terribile malattia. Descrizione dei minimi particolari, la dengue parliamo, certo. Quali sono le fonti che attirano quelle zanzare? Spero che molti come me da anni usino le piante sintetiche. Inutile mettere le zanzariere solamente perché c'è il rimborso in fattura dei vari bonus. Se poi il poggiolo diventa una discarica di piante bagnate con la pompa dell'acqua e tutto il resto come secchi, stracci vari con la muffa e forse di plastica. Quindi anche in qualche maniera la scelta di puntare sulla prevenzione. Ma assolutamente anche perché, sì. Insomma, poi intanto per una questione di decoro comunque verso esatto. i vicini, a prescindere da questa. Però ora abbiamo questa nuova, che tranquillizziamo, insomma, è una situazione assolutamente sotto controllo. L'amministrazione immediatamente dopo il caso dell'altra settimana è intervenuta con il ponte fra l'assessore Babur e l'assessore Riccardi, l'intervento sindacale, quindi il sindaco di piazza, e l'intervento dell'azienda sanitaria, a dimostrazione che il sistema funziona. Evidentemente, a prescindere da questa tipologia di zanzara, insomma, un po' di attenzione nella tenuta di giardini privati e terrazze fa comunque bene,
perché ci sono anche le zanzare normali che non sono simpaticissime, No, per beh. cui soprattutto nel periodo estivo credo che il telespettatore ha ragione, la cura insomma, degli spazi va fatta insomma, per il bene di tutti. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Sono Sì? io? Buongiorno caro conduttore amico Bernardo e buona giornata a lei ed al suo ospite Lorenzo Giorgi. Sono Claudio Visentini. Buongiorno. Buongiorno. Approfitto per chiedere all'amico consigliere Lorenzo se può spiegare in cosa consiste la sua recente nomina come delegato per l'Italia della Global Chamber of Business Leaders. Inoltre, ieri ho visto il signor Oscar, che saluto, per la rubrica Io chiamo Tele4, assieme a molti altri nostri concittadini, lamentano lavori mal fatti con crepe sull'asfalto, come il posteggio di strada di Fiume. Asfalto che si sbriciola anche dai marciapiedi. Io chiedo, ma c'è qualcuno responsabile che controlla i lavori prima di pagare le ditte? Grazie per le risposte, Grazie. Buon lavoro caro consigliere e buon lavoro a tutta la redazione di Tele4. Grazie Claudio, buona giornata a lei. Grazie Claudio. Andiamo con ordine, la sua nomina che è stata menzionata dal telespettatore, a cosa si riferisce? Si riferisce a una nomina che però non è una nomina politica, No, chiaro. ma però è giusto sottolinearlo perché poi era uscita anche sulla stampa locale, sembrava che fosse una nomina politica, invece si tratta evidentemente di un percorso lavorativo, personale, perché anche per ricordare insomma, chi fa amministrazione pubblica ha anche il suo lavoro, perché altrimenti gli stipendi non sono quelli che uno pensa, no? Uno fa politica, prende migliaia di euro al mese. Giorgi, quindi... possiamo sfatarlo in maniera molto trasparente, questa sorta di tabù che c'è, tabù, in realtà non è nessun tabù, che c'è dietro al compenso del consigliere comunale? Allora, il consigliere comunale a Trieste prende 1.200 euro lordi, che diventano, a seconda poi della tipologia di trattenuta, circa 600-700 euro netti, e a questo vengono sottratte tutte le assenze, per cui se uno dalle manca commissioni o solo anche dai dal consiglio comunale e dalle commissioni, per cui se uno manca in consiglio comunale anche per questioni lavorative o anche per questioni di salute non esistono giustificazioni, se non c'è la presenza fisica in consiglio comunale viene praticamente detratto il chiamiamolo gettone di presenza, quindi sono circa 65 euro in meno. Se uno manca le commissioni sono circa 40 euro in meno, per cui se uno ha la sfortuna di stare male un paio di settimane, questo chiamiamolo stipendio, che poi non è uno stipendio ma per semplificare, di consigliere comunale, insomma si riduce a qualche centinaio di euro. Vale la pena ricordare che un assessore non è che prenda una paga tale a volte da giustificare un impegno che porta via tutta la giornata e dei rischi personali. Però l'assessore ha uno stipendio di... l'assessore prende all'incirca 2.100 euro, 2.000 euro netti al mese, netti al mese, caso, perché sono 3.300 euro lordi, e anche qui a seconda della tipologia di trattenuta, per 12 mensilità, è giusto ricordarlo, non esiste la 13ª, dopodiché c'è qualche assessore che lo fa part time, quindi ha uno stipendio ovviamente più basso, che va intorno ai 1.400 euro, però sfattiamo il mito. Esistono poi delle situazioni diverse, quando qualcuno va in consiglio regionale, allora sì, consiglio regionale, allora sì, tra l'altro questi sono tutti i dati che si trovano insomma sì. Però tante volte è giusto ribadirli ogni tanto. Io qualche volta ho pubblicato da assessore la mia busta paga perché la gente non mi credeva, perché vi dicevo faccio 10 ore al giorno, voi dividete quello che è lo stipendio, senza parlare che non esistono più le auto blu che sembrano una grandissima come dire, un privilegio? Sì, più di un privilegio a volte. E invece a me capitava di andare a fare i sopralluoghi con la mia macchina, quindi benzina, multe, perché vai a parcheggiare magari in carico-scarico perché c'è un'urgenza, ti chiama proprio la polizia locale perché c'è un'urgenza, magari in un mercato, sei costretto a lasciare la macchina da qualche parte e poi ti paghi giustamente la multa. Questo vuol dire che non te lo ordina il medico di fare amministrazione pubblica, chiaro. Però è bello essere anche trasparenti, per cui devi avere anche il tuo lavoro. E invece in circoscrizione, così chiudiamo il cerchietto, in circoscrizione è veramente puro volontariato, perché il consigliere circoscrizionale porta a casa qualche centinaio di euro all'anno.
All'anno. Il presidente prende qualcosa in più, prende una sorta di quasi un vecchio gettone di presenza rispetto a quello che erano i consigli comunali di una volta, ma anche lui di fatto non riesce nemmeno ad avere un rimborso spese, ed è sbagliato, perché guardate che la politica e la democrazia ha un costo. Quando io ero presidente di circoscrizione, oltre ad avere tanti capelli in più, avevo anche uno stipendio che erano 1.200 euro netti al mese, dopodiché sta alla volontà, all'intelligenza, alla coerenza di ognuno poi essere sul campo e lavorare. Io da presidente di circoscrizione lavoravo tutta la giornata per la circoscrizione, era una scelta, no? Certo. Oggi diventa impossibile, e questo è un decadimento poi delle libere scelte democratiche e della possibilità del cittadino di rapportarsi con qualcuno, perché se il presidente di circoscrizione, che è una figura importantissima perché fa da collante fra il cittadino e l'amministrazione, e vi assicuro che può risolvere tanti problemi, ma di fatto non può essere presente nemmeno metà giornata, perché va bene fare volontariato, ma poi bisogna anche sopravvivere. Esatto. Allora, o si è ricchi o si è in pensione, e anche con una buona pensione, perché comunque spostamenti e tutto, e sono situazioni che non sempre si conciliano con quella che è la realtà. Ecco, abbiamo sviato dalla domanda di Claudio, per cui rispondiamo, poi abbiamo un'altra telefonata. Esatto, nella mia attività professionale io opero faccio consulenze per aziende sia istituzionali, sia, oggi si chiama facilitatore, un termine nuovo, di persone che in qualche maniera all'interno di aziende cercano di far sì che le esigenze di ognuno possano poi portare a un risultato finale. Ho mandato un curriculum alla Global Chamber, che è una camera di commercio mondiale, tra l'altro il presidente sloveno, e sarà qui giovedì a incontrare il sindaco proprio per la questione Porto Vecchio, Porto Vivo, con degli imprenditori molto interessanti e interessati che arrivano da diverse parti del mondo, e avevo mandato onestamente come advisor, quindi cercavano degli agenti in Italia perché avevano deciso di sbarcare con una struttura anche in Italia, e con un po' di sorpresa, perché io reputo che, vedendo anche gli advisor che sono in giro per il mondo, ex ambasciatori, ex ministri, io ho detto faccio l'agente. Mi hanno proposto dopo vari incontri questo ruolo di delegato per l'Italia, e quindi insomma l'ho accettato, e ovviamente per la nostra città in primis, perché abitando qui e facendo parte dell'amministrazione comunale, la mia prima preoccupazione è quella di portare a conoscenza della Global Chamber quelle che possono essere le opportunità che Trieste offre. Quindi insomma è un percorso professionale, ma che poi in qualche maniera va a intricarsi con quella che è la mia attività. Dopo rispondiamo sui lavori pubblici e i controlli, perché così non facciamo aspettare troppo chi è in linea. Buongiorno. Pronto? Non sento. Allora, sentiamo che c'è qualcuno al telefono, ma il volume è troppo basso e quindi non capiamo cosa ci sta chiedendo. Proviamo di nuovo. Ecco, ci sente? No, non la sentiamo. Non so se lei è in viva voce, se ha delle cuffie, se parla con il telefono indifferente come, però sentivo che c'era qualcuno, ma non siamo in grado di capire C'era in ritardo perché ascoltava la TV. Ah, c'era un ritardo perché ascoltava la TV. Allora invito chi ci ha chiamato a richiamarci, ascoltando solo dal telefono, così proviamo a capire le domande eventualmente. Allora rispondiamo a Claudio nella seconda domanda. I controlli ai lavori pubblici, e ha citato quello di Strada di Fiume, che lei, Giorgio, conosce benissimo. Conosco benissimo. Sì, i controlli ci sono, ma non sempre le magagne, chiamiamole così in termine poco tecnico forse, vengono fuori subito. Il comune ha comunque una cauzione che mantiene per tutta una serie di verifiche nelle tempistiche. Certamente bisognerebbe in qualche maniera dare più potere poi al comune di poter chiedere eventuali risarcimenti, e non iniziare con lunghe battaglie che spesso e volentieri diventano complicate. In Strada di Fiume io ho sentito il signor Zocchi, ho insomma avvisato di questa ulteriore problematica
gli uffici, c'è questa fessurazione su un lavoro svolto praticamente 2 anni fa ormai, un paio d'anni fa. E quindi insomma attendiamo che poi gli uffici tecnici facciano le verifiche per andare ad intervenire e a vedere se è stato un errore della ditta, un errore di progettazione o ci sono altre cause che spesso e volentieri vanno ad influire su quello che è anche un lavoro che è in questo caso seminuovo. Una mail dice: buongiorno, mi chiedo, siccome è già da un po' che leggevo che la prossima pandemia sarà la dengue, chiedo, sono tutti cartomanti e il biolab che abbiamo noi non c'entra niente? Ma mi ricorda un'altra pandemia, scrive un telespettatore. Beh, speriamo di no. No, insomma, tocchiamo ferro, facciamo le corna. Ferro. No, battute a parte, insomma, speriamo di no. Abbiamo già passato una situazione inaspettata e dura per tutti, credo che tra l'altro, insomma, c'è una visione diversa e misure diverse. Qualora potesse succedere qualcosa, il coronavirus ha preso un po' tutti in contropiede e le situazioni sono state complicate. In questo caso ci auguriamo che questa dengue non sia effettivamente un pericolo reale. Sentiamo una telefonata allora, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Daniela. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, allora io volevo fare una domanda, dico subito da ignorante, no? Siccome adesso ci sono le europee, sì, e vorrei magari se il suo ospite sa spiegarmi un po' di cose, no? Adesso nell'Unione Europea c'è la signora von der Leyen, chiamiamola così. Allora si sa che la scelta, da quello che parlano i giornali, non lo dico io, c'è tra lei e il signor Draghi. Allora io mi chiedo, dico da ignorante, la signora von der Leyen, sempre da quello che ho letto, aveva problemi con gli SMS, con burla durante la pandemia, sembra che abbia fatto delle cose non correttissime, che sia stata indagata, io parlo sempre di quello che leggo. Sì, sì, sì. E il signor Draghi era quello che diceva: se non ti vaccini ti ammali e muori. E poi la storia del condizionatore, sappiamo la frase che adesso non ricordo esattamente quello che ha detto, ma un po' ridicola, diciamoci la verità. Mi chiedo, che venga su uno o che venga sull'altro, la differenza per noi italiani qual è? Cioè io sinceramente non è che vedo questa grande differenza tra i due, anzi penso personalmente che forse Draghi è un po' fra virgolette peggio, perché la von der Leyen la vedo un pochino meno, non voglio dire, cioè meno di Draghi, ecco, diciamo così, ma non per un'offesa, per farsi capire. Quindi chiedo al suo ospite, a noi cosa cambia? Cioè nel senso, se io devo andare a votare e so che non mi va bene né uno né l'altro, voto cosa e voto chi? Questa è la mia domanda, grazie, buongiorno. Grazie a lei. Giorgi. Allora, come sempre libere elezioni democratiche, in questo caso visto che non c'è di fatto un'elezione diretta nemmeno del Presidente della Commissione europea, si dovrà vedere quella che è la maggioranza, anche se in Europa sostanzialmente ci sono effettivamente due blocchi. Guardi, cosa cambia agli italiani? Cosa cambia ai triestini, direi di più, perché se andiamo a discutere di temi che possono toccarci, cambia cercare di dare la preferenza e mandare qualcuno che conosca il nostro territorio. L'Europa piano piano e sempre di più si occupa di situazioni che riguardano non soltanto quella che è la questione economica, per cui che spesso e volentieri pesa, no, sulle nostre tasche, e spesso e volentieri i temi europei sono poco e mal digeriti anche perché comunicati male. Grossi temi come avrete sicuramente visto, quelli che sono gli interventi sulle abitazioni private, case green 2050, che preoccupano e su cui l'Italia ha preso già posizioni molto chiare. Ma io, senza andare a fare politica europea, perché mi sembrerebbe, non dico ridicolo in questo caso, perché intanto ci vorrebbero poi degli interlocutori diversi, perché io ovviamente il mio voto è ben chiaro, insomma, da 30 anni a questa parte, che è quello per Forza Italia, ed ovviamente la mia preferenza, oltre che al Presidente Tajani, sarà per Sandra Savino, quindi facciamo anche un po' di sana campagna elettorale, ma perché mando una persona che conosce il territorio, che può rappresentare al meglio Trieste e che porta avanti delle posizioni liberali come Forza Italia, e che oggettivamente, guardate, il voto per Tajani è un voto, chiamiamolo simbolico, però francamente credo che come si sta comportando il nostro Ministro, credo che sia un valore aggiunto per il governo italiano, per gli italiani, stiamo conquistando una serie di peculiarità
e la gente si riavvicina al modo di fare politica e ai contenuti della politica. E questo lo si fa grazie a persone che hanno esperienza e che non parlano tanto alla pancia degli italiani, ma parlano alla testa degli italiani. E quando gli italiani inizieranno nuovamente ad usare più la testa che la pancia per votare, secondo me le cose andranno meglio. Ricordiamo che Forza Italia fa parte della coalizione del Partito Popolare Europeo in Europa, che non è lo stesso dove viaggiano gli alleati in Italia, certo, perché Fratelli d'Italia e Lega invece sono parte di un altro schieramento. Questo anche, giusto per dare un indirizzo di linea. Ecco, come abbiamo visto, c'è stata questa apertura von der Leyen-Meloni qualche giorno fa, più sulla stampa, quindi sono logiche molto molto grandi, e molto dipenderà da quello che sarà il peso poi del voto. Dunque, abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno lei e Giorgi. Buongiorno. Allora, Giorgi, si ricorda quel giorno che lei mi ha detto che andava su per via dei Baiardi a fare un sopralluogo, non so, con una sua conoscente, e io gli ho detto guardi che via dei Baiardi è chiusa in alto. Sì, c'erano gli scavi. Allora, era prima dell'11 marzo. Oggi siamo al 29 di maggio, la via dei Baiardi è ancora chiusa, a proposito di lavori pubblici, è chiusa per allacciamenti privati ed altro. Allora io sto benissimo perché ci sono meno macchine che salgono, vengono giù dall'altra parte, però non mi sembra corretto questo. Prima ancora era chiusa dal 19 febbraio e Gulotta era venuto a fare un sopralluogo a casa mia. Ecco, era già chiusa quella volta, dal 19 febbraio e l'hanno chiusa a valle, poi dall'11 marzo l'hanno chiusa a monte. Non so se questo è un modo di lavorare, non so, c'è la Cegas di mezzo, non so che cosa ci sia. Mi hanno detto che è un allacciamento privato, probabilmente avranno anche trovato qualcosa da fare sulle sottosuolo come condotte o d'altro, però mi sembra veramente, gli altri protestano per la galleria di Montebello, no? Ecco, grazie Giorgi, grazie, arrivederci. Grazie. Sì, lì c'è un intervento della Cegas di sostituzioni, ero in sopralluogo, di sostituzioni di tubature che avevano una dispersione idrica importante, e questa dispersione idrica poi andava a creare delle situazioni di disagio in diverse case, in diversi giardini proprio di via Baiardi. Per cui io ero su, sì, penso a metà marzo, e stavano sostituendo in una parte dove oggettivamente si sconsiglia l'accesso alla popolazione non dotata di 4x4, perché via Baiardi è una via molto particolare ed è anche difficile da percorrere, però battute a parte, ovviamente il disagio per chi si trova magari incastrato in queste chiusure, e lì c'erano, sono andato proprio a vedere, un'importante dispersione idrica, e quindi c'era la sostituzione di una tubatura che era una tubatura, credo che risalisse agli anni 50 addirittura. Per cui c'erano gli operai che stavano lavorando e poi continuavano, così diamo indicazioni, continuavano anche dopo la curva, però da quello che mi era stato detto prima dell'estate doveva essere finito il lavoro, per cui sicuramente un beneficio per la rete idrica. Non so se poi ci saranno ulteriori allacciamenti dei privati, questo non so dirlo, ma l'intervento era proprio di questa portata. Ovviamente disagi, ma ovviamente dall'altra parte meno dispersione idrica, e oggi è importante, meno disagi per gli abitanti della zona che si trovavano giardini allagati e case allagate. Una mail dice: non si vede da tanto tempo il consigliere Russo, non è che mi dispiaccia, ma cosa è successo? L'hanno arrestato? No, non credo proprio, l'ho sentito ieri fra l'altro il consigliere Russo, per questioni ovviamente che hanno a che fare con il lavoro, e tornerà ospite anche lui a Sveglia Trieste, insomma quando possibile. C'è da dire che, ma i telespettatori lo hanno colto, in questo periodo che siamo pre-elezioni, vedete e vedrete ancora volti che solitamente non fanno parte della trasmissione perché sono candidati alle elezioni europee, molti di questi sono anche in collegamento via Skype perché non proprio triestini, o comunque per facilitare anche la loro attività di propaganda si collegano via Skype, e quindi diciamo che lo spazio non esclusivo ma prevalentemente è dato
ai candidati. Oggi forse è una giornata un po' particolare perché abbiamo due non candidati, cioè Giorgi e dopo sarà la consigliera Kakovic, quindi oggi diciamo ci siamo ritagliati uno spaccato un poco più comunale, meno europeo, anche se poi le domande comunque vertono anche sulle elezioni dell'8 e 9 giugno. Non togliamo nulla, anzi, ai candidati alle europee, però queste è un po' le follie della par condicio che mettono chi lavora nell'ambito dell'informazione in una difficoltà tremenda, limitando poi anche quello che è il mandato di informare i cittadini, perché spesso e volentieri per tenere degli equilibri gli amici giornalisti, ma non solo di Tele4, un po' di tutti sono in difficoltà e magari i telespettatori possono essere meno interessati a temi diversi da quelli cittadini, però fa parte delle regole del gioco, che si possono cambiare, speriamo che vengano cambiate. Un qualcosina potrebbero essere migliorate, bisogna dire questo. Sentiamo la telefonata ancora, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord, buongiorno. Prego. Lo dico a voi perché potrebbe anche cancellare, forse cancellate anche la trasmissione di ieri. Ieri sono intervenuto con la sindachessa di Sint, che il sindaco di Trieste dovrebbe non solo legargli le scarpe, ma tenersela buona e vedere come potrebbero fare assieme. Allora, stanotte alle 3:30 volevo sentire la replica, niente da fare, hanno tagliato non la mia, e anche quella della sindachessa di Monfalcone. Uno. Poi dopo non andate a vedere chi entra dalle frontiere, non dite quante persone entrano e praticamente l'altro ieri Bosazzi ha detto ma poverini partono da lontano e cosa prendono? Prendono il telefonino, ma mi pare che il telefonino sia la cosa minore da prendere, e prendere i documenti per prima, per vedere chi sono, da dove vengono, eccetera. No, ma siete dalla parte degli extracomunitari, siete praticamente una TV comunista. Grazie, mandi. Grazie Franco, grazie. Prego Giorgio. Visto che siete una TV comunista, vado via. No, scherzo, vabbè. Fa parte così, anche grande rispetto per tutte le posizioni. No, ma ci mancherebbe. In ogni caso, però, se la pensa così è giusto che sia così. Franco è anche lui un personaggio che fa parte di Sveglia Trieste e ha le sue posizioni. Non ho capito a cosa si riferiva prima perché non ho... Sono onesto, ieri era ospite a Sveglia Trieste Anna Maria Cisinte. Immagino da quello evidentemente l'intervento di Franco che non ho seguito, sono onesto perché ieri ero impegnato in altro, poi nella replica non è stato riprodotto. Ma anch'io tante volte mi trovo tagliato quando si deve fare un po' di mix di quelli che sono gli interventi. Penso, da quel poco che conosco Tele4 ormai personalmente, perché Tele4 la conoscono tutti i triestini da quando ero bambino, ma da quando la frequento, che ormai sono più di 30 anni, magari bandiere e falce e martello non le ho mai viste. Ho trovato sempre invece grande possibilità per tutti, anche per i comunisti, che esistono ancora, dico ahimè, nel nostro paese, di venire qui e parlare, per cui credo che siano molto, molto liberali. Una mail dice: vorrei chiedere al vostro ospite cosa ne pensa della mancata apertura dei bagni Ferroviario e Kral. Forse a mio avviso non si è parlato abbastanza su queste due grandi assenze nell'estate triestina. Come mai l'autorità portuale non si è attivata in tempo? Chiede Renata. È un po' di disperazione personale perché io al Ferroviario ho passato la gioventù, gli anni più belli, insomma, dell'adolescenza e quindi dispiace molto. Ho seguito anch'io, qualcuno ha cercato di portare anche il tema in consiglio comunale, ma non è un tema, ahimè, da consiglio comunale, perché sono spazi che vengono gestiti appunto, è un demanio marittimo, autorità portuale. Ho visto i servizi proprio di Tele4 che andavano a denunciare quelle che sono le difficoltà e non posso altro che dispiacermene, quindi oltre a quella che può essere comunque una solidarietà data a chi permette di far vivere quegli spazi ai nostri concittadini,
onestamente non so quali sono state le problematiche dell'intervento, che oggettivamente sembrava un po' in ritardo dell'autorità portuale, però spesso e volentieri i lavori di ripristino devono essere fatti dopo l'inverno, con una serie di tempistiche che vanno anche a vedere quelle che sono le condizioni ambientali, e non è stato facile lavorare con tanta pioggia in questa primavera, e non so le logiche poi delle autorità portuali, che sono comunque diverse da quelle dell'amministrazione comunale. Io spero che in qualche maniera possano riaprire, se non a inizio estate, durante la stagione balneare, o che comunque si possa programmare un recupero di spazi che sono spazi sociali importantissimi, come quelli del Crale e del ferroviario. Dobbiamo andare in pubblicità, ma ascoltiamo prima la telefonata e poi dovremo fermarci per la pausa. Buongiorno. Buongiorno. Sì, prego. Allora guardi, io devo parlare per via San Michele. Sì. Sì. Allora, la vogliono fare a senso unico, vanno via l'autobus. Adesso mi pare che fanno anche i posteggi davanti alle finestre. Ma c'è un disagio enorme, nessuno ne vuole parlare. C'è un disagio enorme per tutti i cittadini, tutti gli anziani. Okay. Vorrei sapere, vorrei che venga qua l'assessore e faccia una discussione con i cittadini, perché ha capito le problematiche da via. Sì. Se voi tirate via l'autobus in su, tanta gente è tagliata fuori dalla città. È tagliata fuori perché non può andare in posta, non può andare in farmacia. Perché anch'io, per esempio, ho le vene chiuse, ho problemi di ambulazione, come vado su? Per via tutto, l'ultima hanno messo i cartelli che faranno i posteggi, e loro mi devono spiegare come io potrò scaricare la spesa grande. Non posso farmi arrivare non solo l'elettrodomestico, perché sarà tutto pieno di posteggi. Non vedo come farò, e metta anche che i vigili del fuoco e la Croce Rossa, non so. Ok, ne parliamo. Che vengono a spiegarmi perché. Va bene. Va bene? Grazie, ne parliamo dopo la pubblicità. Giorgio, affrontiamo l'argomento di via San Michele, che è tornato d'attualità proprio perché penso che si sia pronti per partire con questa novità viabilistica. Lì vicino c'è anche il giardino di San Michele, che è un altro capitolo, ma che comunque interessa sicuramente chi della zona è residente o comunque frequentatore. Tutto questo dopo la pubblicità, tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, con l'ultima telefonata, consigliere Giorgi, che chiedeva spiegazioni riguardo all'avvio del senso unico in via San Michele, che comincerà come, diciamo, normativa dopo la fine dell'anno scolastico, quindi esatto. Insomma, diciamo che la richiesta del sindaco era entro fine giugno, ma immagino che dopo le elezioni, dopo la fine dell'anno scolastico, a metà giugno più o meno si parta. Si possa partire con questa fase anche sperimentale con l'autobus. Allora, io capisco benissimo il gentile cittadino che ha chiamato e che per la situazione sua potrà avere qualche disagio. Bisogna comunque, come sempre, guardare il quadro generale, pesare quelli che sono i pro e i contro, e sicuramente in questa fase, che come ha detto l'assessore Babura è una fase comunque sperimentale, i pro sembrano essere maggiori. Intanto per quello che riguarda il servizio pubblico, vero che la 24 non salirà per via San Michele, ma continuerà a percorrerla in discesa, per cui ci sarà il collegamento dei servizi pubblici, ma ad esempio andrà a servire tutta una fetta di popolazione che era priva del servizio pubblico, per cui via Catraro, via Bazzoni, la parte di via Navali, oggi avrà la possibilità, chi abita lì, di avere un autobus, e questa è una cosa importante. Proprio l'ultima fermata è in prossimità quasi con via San Michele, per cui si va a perdere sostanzialmente una fermata che era la prima
all'inizio dell'incrocio, come si diceva, dopo l'arco di Riccardo, mentre la fermata più in alto è a pochissimi metri da quella che sarà la nuova fermata della linea 24. È una strada che sì, storicamente ha doppio senso, ma è una strada che oggi con le macchine più larghe, con un traffico più pesante, ha dei rallentamenti e delle situazioni di pericolosità, non solo di traffico stradale ma per i pedoni, perché guardate che fare via San Michele a piedi è un po' a rischio, no? Perché passano le macchine, passano molto vicine, qualcuno sale sul marciapiede, quindi anche l'attenzione al traffico pedonale su questa scelta, così come quella di alleggerire le case che si affacciano e sono attaccate alla strada da un traffico che, oltre a creare inquinamento, crea vibrazioni nelle case, quindi si cerca come sempre di migliorare, si può creare qualche disagio. Il fatto di realizzare dei parcheggi, oltre che eventualmente delle zone di carico e scarico, fanno sì che sia un servizio in più, ovviamente, e ci sarà l'attenzione di lasciare ovviamente tutto lo spazio, non solo ai mezzi di soccorso, ma allo stesso autobus che continua a percorrere. Per cui qualche disagio indubbiamente, ma poi andando a vedere la situazione generale sicuramente i vantaggi sono superiori. Ecco, per rispondere, poi andiamo alla prossima telefonata, al telespettatore che la faceva una questione pratica di risalita della via. Sì, la 24 avrà un percorso diverso, certo, a livello di servizio pubblico locale, un po' più distante da dove oggi uno prende la 24 per salire via San Michele, deve fare due passi in più. Sì, la prima fermata di via San Michele sicuramente è un po' più complicato, c'è comunque, torno a dire, la 24 che scenderà e con il nuovo giro la fermata all'altezza di via Navali sarà immediatamente prospiciente a via San Michele. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Sono Paolo da Muggia. Sì. Buongiorno. Volevo puntualizzare alcune cose. Come mai è questa accoglienza così benefica e superficiale qui in Italia? In ogni stazione che si va si trova un desio, cominciando da Udine, Padova e proseguendo anche poi a Roma, è un disastro. E noi accogliamo, ma non sappiamo neanche chi accogliamo. Questi vengono tutti quanti dentro senza documenti. In ogni posto che si va bisogna esibire un documento. Qui in Italia dicono che non ce li hanno e dopo si trovano stracciati dentro nelle varie parti tipo boschive, quello e quell'altro. È impossibile. Noi ci siamo accolti delle persone che non sappiamo neanche quello che potrà succedere un domani, e dopo ci sono quelle persone che si accogliono da soli, vedono questi che si accolgono in automatico, poi automaticamente vengono dentro anche altri, e soprattutto dobbiamo pensare noi a tutti quanti. È una cosa indecente qua in Italia, e dopo fanno vedere mari e monti sotto le elezioni, ma sotto le elezioni sarà sempre meno gente che andrà a votare, sono avanti così. Ok, grazie. Beh, il problema è un problema di portata mondiale ed è un problema che è difficilissimo da governare. È difficilissimo da governare, Slovenia e Croazia dovrebbero dare un po' più una mano perché sono i primi paesi d'ingresso di questi migranti. E spesso e volentieri abbiamo visto che, non dico si sono girati dall'altra parte, ma insomma ce li ritroviamo qui. Quotidianamente arrivano tante persone a Trieste, perché la rotta balcanica è la rotta sicuramente più battuta in questo momento. Ricordiamoci che è gestita, poi queste migrazioni sono gestite dalla malavita organizzata, cioè questi hanno il telefonino e hanno l'indicazione di arrivare in Piazza Libertà perché qualcuno glieli dà, e purtroppo glieli danno queste organizzazioni internazionali che sfruttano queste tragedie. La verità è che le armi, fra virgolette, a nostra disposizione sono poche, per cui indubbiamente serve una politica, qui serve l'Europa e qui servono posizioni importanti, perché la politica internazionale
di aiuto di queste persone al loro paese, tutta una serie di situazioni che vanno ben oltre quella che poi è una normale discussione fra un consigliere comunale e un cittadino che giustamente però va a dire, beh, insomma, i nostri diritti dove sono? Sicuramente ha ragione il telespettatore, sicuramente dall'altra parte è una situazione complicatissima che ci auguriamo possa essere affrontata con più serietà e con più fermezza dal nuovo Parlamento europeo, e l'Italia ha necessità di avere aiuti e sostegno su questa cosa qui. Giorgi, visto che ci è stato detto che siamo una TV comunista, le faccio questa domanda. Sì. Un'arma a disposizione del comune in questo processo che, come diceva lei, ha soluzioni da ricercare altrove, può essere l'ex mercato di via Flavio Gioia? Ma la posizione è stata chiara in quel sopralluogo che abbiamo svolto, tra l'altro è un sopralluogo immobiliare, quindi non si andava. La commissione che io presiedo è una commissione di lavori pubblici ed immobiliare e non va poi a dare indicazioni da questo punto di vista, però bisogna fare delle chiarezze. Guardate, la questione dell'accoglienza, della prima accoglienza, viene gestita dalla prefettura. La scelta dell'amministrazione comunale nel 2016, a differenza di quello che faceva l'amministrazione Cosolini, è di non gestire personalmente la parte economica che, se non sbaglio, nel 2015 con Cosolini l'amministrazione comunale gestiva circa 15 milioni di euro per la gestione di questi arrivi dei migranti, ma perché è un tema che non può essere affrontato con serietà e con i mezzi di un'amministrazione comunale, è un tema che ha risvolti di ordine pubblico, che è un tema che ha risvolti di rapporti con le altre prefetture per gli spostamenti, eccetera, eccetera. Indubbiamente la questione del silos va risolta, a prescindere da Papa, Mattarella o chiunque venga, perché poi sente adesso intervenire perché viene il Papa. Non è possibile nel 2024, e lo sottolineo senza nessun problema, che ci siano delle persone che a 2 passi dalla stazione dormono in mezzo alle immondizie, a prescindere dalla nazionalità e chi sono. Ma spostarli di 20 metri per metterli all'interno dell'ex mercato del silos probabilmente non è la soluzione più intelligente, perché noi dobbiamo in qualche maniera far sì, e lo dicevamo prima, che queste persone possano avere un primo accoglimento sul percorso, che è un percorso che va a concludere la rotta balcanica e che è un percorso che auspicabilmente poi continua verso altri paesi, perché non tutti si fermano, anzi la maggior parte non si ferma in Italia. E io credo che la soluzione su cui prefettura e lo Stato debba insomma in qualche maniera ragionare e lavorare è quella di caserme dismesse vicino ai confini, ma per tutta una questione organizzativa, di semplificazione anche della gestione dell'ordine pubblico. È giusto dare dei servizi in qualche maniera dignitosi a chi arriva e poi deve ripartire. Sicuramente non è facile oggi, bisogna trovare anche la parte economica, mettere una caserma, mettere le docce, i bagni, la gestione del personale, perché noi in strada non abbiamo personale spesso e volentieri per quella che è la normale attività di controllo del territorio, e vi immaginate per un controllo del genere, però sostanzialmente spostarli dal silos a un'altra parte del silos non è probabilmente la soluzione migliore, fermo restando che poi su questo il sindaco, in accordo con la prefettura, è già stato molto chiaro: non si fa lì, per il momento si fa a Camposacro. E anche su questo permettetemi una battuta, perché poi diversi cittadini di Camposacro mi hanno scritto proprio a seguito della trasmissione Ring dove ero presente, dicendo che loro non sono d'accordo, e posso capire. In località Camposacro c'è già un centro per l'accoglimento dei minori stranieri non accompagnati. Quella è una grossa problematica che il comune si fa carico con delle spese piuttosto ingenti, e loro dicono mettere anche queste persone ci mette in difficoltà, e questo è fuori di dubbio, come è fuori di dubbio che quello spazio, una volta passata, speriamo al più presto, questa emergenza, o trovate soluzioni diverse, come dicevo prima, possa tornare agli scout, perché noi dobbiamo pensare che lì c'erano gli scout che
le associazioni scoutistiche e la storia dello scoutismo fanno sì che i nostri ragazzi, i nostri giovani possano crescere con valori importanti, e quindi quello spazio è stato tolto a tanti ragazzi triestini, ma ragazzi della vicina Slovenia e Croazia, o ragazzi che arrivavano da tutta Europa per fare attività di scoutismo, ed è giusto che un domani torni. Però il concetto è molto chiaro, ci sono delle posizioni e delle situazioni da affrontare con immediatezza, per cui la Giunta ha già fatto l'atto per cui lo spazio viene dato alla prefettura che possa gestirlo, perché ricordiamoci che è un problema che deve essere gestito dalla prefettura in collaborazione col comune, ma dalla prefettura di Trieste. Altra telefonata, poi le daremo uno sguardo alle mail che si stanno sommando l'una con l'altra. Buongiorno. Buongiorno, sono Gabriela del Largo Barriera. Prego. Buongiorno. Questo di votare per queste elezioni europee con la testa e non con la pancia. Ieri con l'annuncio che la Premier è stata inaugurando un campo da basket dicendo che lo Stato era presente, io vedo che qua a Trieste lo Stato è un po' assente, perché un asilo a Roiano lo vogliono fare privato, la Frausin, che è un posto di aggregazione, è stato demolito, quindi mi sembra che non è un Stato presente, e quindi a questo punto spero che le donne e le famiglie di Trieste votino con la testa. Grazie. Grazie. Allora, sempre non è solo per gli europei da votare con la testa e non con la pancia, è un invito che mi permetto di fare per qualsiasi elezione, dalle più importanti elezioni del Consiglio circoscrizionale, dove mandiamo i nostri primi interlocutori sul territorio, ma sono anche scelte, no? La Frausin era uno spazio di fatto sottoutilizzato, abbandonato, con una tettoia inaugurata credo una quindicina d'anni fa, con un canestro, e che veniva utilizzata per attività all'aperto dalle scuole che non hanno la palestra. E lì invece noi andiamo a fare un'opera che pesa tra l'altro qualche milione di euro, che servirà a tutti i ragazzi per fare sport. Guardate, lo sport è una delle colonne portanti della nostra società. Spesso e volentieri le società sportive dilettantistiche vanno a colmare quelle che sono le problematiche che al giorno d'oggi affrontano le famiglie, non avendo magari la possibilità, come una volta, che uno dei due genitori poteva stare a casa col figlio, che c'erano i nonni magari più disponibili per questioni anagrafiche, eccetera, eccetera. Lo sport è da parificare alla scuola per quello che è la formazione dei nostri giovani. Fare una palestra lì vuol dire recuperare uno spazio inutilizzato e dare spazio soprattutto alle scuole che avranno la palestra per fare attività sportiva. Lì in zona abbiamo, credo, la più importante, perché oggi la più importante società sportiva a Trieste è la Ginnastica 81, per i risultati. Ginnastica Artistica 81, mi scusa il Presidente Bronzi per aver dimenticato artistica, perché fa dei risultati straordinari con centinaia di ragazzini, facendo educazione, cultura, e non hanno degli spazi adeguati, quindi anche loro potranno utilizzare, ma abbiamo un sottonumero di palestre rispetto a quelle che sono le richieste. Su Roiano, al volo, è una questione, ne stiamo discutendo, è una questione economica, di spese e di bilancio. Nessuno è entusiasta quando in qualche maniera dei servizi che sono sempre stati gestiti dal comune, in qualche maniera bisogna appoggiarsi a un servizio esterno, però alla fine bisogna fare sempre i conti. Io ricordo che questa amministrazione non ha mai messo le mani nelle tasche dei cittadini per buchi di bilancio e per situazioni che altri comuni in Italia vedono delle situazioni folli, con decine e decine di milioni di euro di debiti, che questa amministrazione, a prescindere da chi ha governato la città, non ha mai avuto. Le dicevo, ci sono diverse mail, una anche su Roiano, dice: vorrei sapere quando saranno conclusi i lavori a quell'orrore che è il cantiere di Roiano. Ormai del progetto iniziale non è rimasto nulla se non cemento, ma almeno che venga aperto il parcheggio, visto che ultimamente la polizia municipale fa raid punitivi nel rione a tutte le ore. O finiremo a aspettare anni e anni prima di poter usare quel parcheggio? Velocità? Speriamo di no, perché ho iniziato ad occuparmene 30 anni fa e ho seguito tutte le fasi. Allora, intanto facciamo un chiarimento.
C'era un progetto, uno dei tanti progetti, ma l'ultimo è stato fatto nel 2010 dall'amministrazione di Piazza, la seconda amministrazione di Piazza. Dopodiché l'amministrazione Cosolini ha deciso di stralciarlo, di cambiarlo, e quello che vedete oggi non è tanto lontano da quello che è stato fatto dall'amministrazione Cosolini, anzi quello è il filo conduttore che ha portato ad evoluzionare. Inizialmente si pensava a un parcheggio da 400 posti sotterraneo, multipiano, l'amministrazione Cosolini ha fatto una scelta diversa. Siamo riusciti a recuperare qualche posto in più, che era necessario perché uno dei più grossi problemi che c'è a Roiano è quello della mancanza del parcheggio. Troverete gli alberi che erano previsti, che ovviamente sono alberi che dovranno crescere negli anni. Abbiamo dato il via, era presente anche Tele4, credo un mese fa, a quello che era l'ultimo lotto dei lavori per la realizzazione e la posa in opera di, adesso non ricordo, 137 alberi, magari poi l'assessore Lodi mi correggerà, ma a memoria ricordo questo. C'è cemento indubbiamente, ricordiamoci che c'è un dislivello tale che va dall'inizio di via Moreri, quindi subito dopo piazza Tra i Rivi, a quella che è la piazza, con un salto di quota di 5 metri, e in qualche maniera 5 metri non è che puoi lasciare il burrone, andavano in qualche maniera riempiti. C'è un servizio che è quello dell'asilo, che è un servizio che manca completamente nel rione ed è richiesto da tanti anni. Ci saranno 100 posti auto, ci saranno degli spazi aggregativi, posso assicurarvi che rispetto al filo spinato e al muro che divideva una parte del rione dall'altra, insomma direi che ci sono solo dei migliorativi. Poi si poteva scegliere, non fare una piazza, non fare un parcheggio, fare un'area verde, però francamente i cittadini di Roiano hanno una grossa fortuna, che a 100 metri di distanza, che percorrano Vicolo delle Rose, che percorrano via Giusti o che percorrano via Moreri, si trovano in mezzo alla natura. Una mail dice forse se ci fosse Orban andrei anche a votare, basta armi, basta guerre. Un'altra mail invece dice, un attimo che mi si è inchiodato tutto ovviamente, vabbè, aggiorniamo, tanti saluti. Ascoltiamo una telefonata, poi vedremo alcune altre mail. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, mi sentite? Prego. Buongiorno. Buongiorno, un saluto alla redazione e un saluto al gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Prego. Allora, io volevo porre una domanda. Allora, se io come semplice cittadino, e questo è un tema attuale, chiedo una visita specialistica alla RUGI, questa me la dà dopo molto tempo, tanto e quale che mi trovo tante volte costretto, come tanti altri cittadini, a rivolgermi a strutture private per accelerare i tempi. Sì. E questo è un tema nazionale. Allora, come ben saprà il gentile ospite, il Comune ha in carico, vado a memoria, mi sembra sui 500 extracomunitari, no? Sì. E se non addirittura qualcosa di più, no? E vengono pagati con le nostre tasse. E volevo chiederle, se un extracomunitario richiede una visita specialistica alla pari del sottoscritto, a me risulta che questi qua hanno una via privilegiata e viene dato subito l'appuntamento e la visita, mentre io devo aspettare mesi. Lei è in grado di smentire questa voce che gira? Grazie, buongiorno. Allora, grazie. Il Comune ha in carico minori stranieri, non ha in carico altre tipologie di migranti, questo va sempre sottolineato, ma mi auguro proprio di no, faremo le verifiche, penso proprio di no, nel senso che come tutti i cittadini abbiamo delle liste di attesa che spesso per certe tipologie sono liste d'attesa importanti, è un problema nazionale, se ne occupano anche i media, insomma, un po' di tutta Italia, sicuramente in regione certe visite rispetto alle altre parti d'Italia hanno numericamente dei giorni in meno da aspettare. Per quello che riguarda i cittadini che non sono qui residenti, e come diceva la persona, immagino che si riferiva ai minori non accompagnati, credo e spero, sottolineo credo e spero, ma ci informeremo, che abbiano la stessa tipologia di qualsiasi altro cittadino e quindi l'attesa prevista, come purtroppo avviene per noi. Su Roiano chi aveva mandato la mail prima rilancia dicendo non risponde, gli chieda quando finiranno i lavori, perché di tutto il resto non mi interessa. Ah vabbè, allora, democraticamente, la famosa televisione comunista, democraticamente, visto che la cittadina non interessa,
se vuole verifichiamo, ma se non sbaglio erano 180 giorni per l'ultimo lotto, quindi saranno iniziati 30 giorni fa, se non sbaglio. C'è ancora un subappalto in corso, ecco, però, quindi non... sì, quindi in linea teorica quello che è l'ultimo lotto e quindi la realizzazione del bosco urbano, la posa degli alberi e la sistemazione delle aree esterne sarà prevista per fine estate e inizio così ad occhio. Entro fine anno. Sì, entro fine anno, perché poi sappiamo che... Siamo a giugno ormai, siamo esatto. 29, quindi sì. 5 mesi, fatto il mese di giugno, siamo al sesto, siamo più o meno ottobre-novembre, diciamo. Però, insomma, questo se la gentile signora va a ritroso a vedere le notizie dei media, quando è stata fatta la presentazione dell'ultimo lotto, è stato sicuramente detto anche la tempistica di chiusura dello stesso. Ancora il tempo di una telefonata e poi dobbiamo andare in pubblicità. Buongiorno. Buongiorno, sono Alba da Trieste, parlo. Prego. Buongiorno, allora buongiorno a lei, sono ospite e tutti. Buongiorno. Allora, una roba volevo segnalare, la via Vignola, sì. No? Via Vignola, che è dietro la chiesa degli Eroseti più su, no? C'è una roba impossibile immaginare cosa che è l'asfalto e che tutte le macchine sono obbligate a passare di là, se non solo sentiero di guerra, peggio. Tutta ripezzata, piedra, e metti a dura prova la schiena del povero chi che guida, che deve andare, perché gli ammortizzatori sta sentendo le conseguenze. Per favore, fatto sopralluogo, fai qualcosa, ma non rimandare. Per favore. Grazie. Buongiorno, grazie. Via Vignola, va bene. Mi impegno con la signora a sentire subito questa mattina l'assessore Babuder affinché faccia le verifiche del caso. Noi abbiamo, come sapete, e il sindaco lo dice spesso, abbiamo centinaia e centinaia di chilometri di strade, di marciapiedi, e quindi si interviene spesso e volentieri purtroppo delle vie. Se non sbaglio, Via Vignola così percorsa poche settimane fa, e a memoria ricordo che effettivamente era una delle strade non meglio messe di Trieste, però insomma adesso la segnaliamo sicuramente agli uffici, all'assessore Babuder, affinché si possa valutare se inserirla a un prossimo lotto di manutenzione. L'ultima mail dice, l'ultima, ce ne sono altre, ma l'ultima che le leggo è: ma i bagni di via Veronese perché rimangono chiusi? I bagni di via Veronese sono rimasti chiusi dal Covid, scrive chi ci scrive, non so chi ci scrive. Sì, sono rimasti chiusi dal Covid e c'è tutta una serie di problematiche. Una questione di adeguamento a quelli che sono gli impianti, che ha dei costi spropositati rispetto a quello che era l'uso poi di questi bagni. Per quello che riguarda bagni a vapore eccetera, ci sarebbe da cambiare la caldaia, ma c'è un problema a tutto l'impianto di sicurezza antincendio, tant'è vero che io da assessore all'immobiliare avevo avanzato l'idea che possa essere un privato a intervenire, perché comunque già 3/4 della struttura con le docce e con i bagni storici era chiusa. Lì è impensabile per un'amministrazione andare a affrontare una spesa di diversi milioni di euro per un servizio che sicuramente è utile, ma che in qualche maniera deve trovare uno sbocco nell'imprenditoria privata. Grazie Lorenzo Giorgi che è stato con noi questa mattina. Grazie a voi, un saluto a tutti i telespettatori. Buona giornata e buon lavoro a lei. Pubblicità, ci vediamo tra poco in compagnia di Giorgia Kakovic, consigliera di Adesso Trieste. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, 9:05 di mercoledì 29 maggio. Siamo in compagnia di Giorgia Kakovic, consigliera comunale di Adesso Trieste. Ben trovata. Buongiorno a tutti e tutte, grazie per l'invito. È arrivata una mail al suo indirizzo, o meglio, vorrei chiedere a Giorgia, ha scritto Giulia nella mail, ma è Giorgia Kakovic, se reputa fondata la preoccupazione che molti genitori di San Giacomo stanno esprimendo rispetto ai possibili danni che rischiano di subire alcuni servizi scolastici ed educativi del Rione. Proprio domani 9:30 in Campo San Giacomo si terrà una conferenza stampa indetta dai genitori della scuola Duca d'Aosta dell'Istituto Comprensivo di San Giacomo e del Recreatorio Pitteri, scrive Anna, genitore residente di San Giacomo. Beh, penso che sia i possibili danni viene messo dalla signora Anna, giusto? Sì. All'interno della mail penso che i danni siano già concreti in realtà, quindi siamo arrivati già a un livello successivo rispetto a un'ottica di possibilità, perché mi riferisco al ridimensionamento scolastico della Bergamas
e di qualche mese fa che la giunta comunale ha deciso di accettare in maniera completamente supina le nuove linee regionali, nonostante ci fossero tra l'altro diverse regioni in Italia, tra cui molte guide di centrodestra, che avessero rigettato le linee del Ministero richiedendo una ridiscussione delle linee di riprogrammazione scolastica. Mi riferisco all'Expovan e a quello spazio che veniva utilizzato dalle scuole, e mi riferisco anche, visto che in questo momento c'è in ballo la discussione non tanto della gestione del nido di Roiano, ma di quale sarà la gestione dei futuri nidi di questa città. Perché sarà, diciamo, una per tutti. Esatto, una per tutti, almeno questo è quello che presenta la delibera. Sì, i danni sono già, diciamo che diventare genitore diventa ormai principalmente un'impresa economica anche, quindi cioè, nel senso, purtroppo io domani mattina alle 9:30 non riesco ad esserci perché ho un impegno di lavoro inderogabile. Ma sì, insomma, i danni sono, cioè, tutte le cose negative che noi annunciavamo già negli scorsi mesi si stanno vedendo anche con tutte le conseguenze latere, cioè ad esempio le baby gang e tutte quelle situazioni sociali poco comode per tutti. Dopo ci arriviamo, anche grazie a Guido Indri in regia che ci mette in evidenza l'articolo di oggi sul piccolo, ma ci arriviamo tra un attimo. Sentiamo prima la telefonata. Buongiorno. Dottor Gugliotta, buongiorno a lei e alla sua ospite, sono in linea? Prego, buongiorno. Dottor Gugliotta, buongiorno, sono Fulvio. Prego. Avevo la chiamata aperta già prima ancora con l'assessore Giorgi o consigliere Giorgi, ma non sono riuscito a intervenire. Allora, riguardo a quanto diceva prima l'assessore o consigliere Rossi sul Porto Franco Nord, ho detto Porto Vivo, come chiamano loro. Perché non tirano mai fuori la legge 190 del 2014 e la 205 del 2017 e si legge cosa è permesso e cosa non è permesso fare in Porto Franco Nord? E poi giustamente ha detto che la gente deve cominciare a pensare, non a ragionare di pancia. Difatti noi in Europa politica non possiamo esserci. Basta che la gente vada a leggersi gli allegati del trattato di pace che istituisce il territorio libero di Trieste. Noi per legge non possiamo aderire all'Europa politica, all'Unione Europea. Ha ragione l'assessore, la gente deve cominciare a ragionare con la propria testa e andare a verificare, non a ragionare di pancia. E volevo chiedere appunto anche alla consigliera come mai vengono spesi milioni e milioni nostri in Porto Franco Nord, detto Porto Vecchio, quando la legge non lo permette. La ringrazio e una buona giornata. Grazie Fulvio. Kakovic come si pone davanti a queste dinamiche? I normativi citati dal signor Fulvio non li conosco, quindi non mi permetto di andare nella profondità dell'analisi. Dopo detto ciò, non è che bisogna chiedere a me, non riusciamo neanche a fare un consiglio comunale in aula, quindi insomma che sia da chiedere alla maggioranza di questa città che sul Porto Vivo, come lo chiamano loro, il Porto Vecchio, stanno facendo tutta una serie di pianificazioni che renderanno secondo me quel posto una vetrinetta. Quindi, una vetrinetta? Sì, quindi adesso vedremo, insomma ci sono tanti annunci, però insomma... Dovrebbe esserci uno sblocco tra poco, no? Sì, vedremo, insomma, rispetto a tutta una serie di dichiarazioni che erano state fatte nei vari mesi, perché poi vengono centellinate all'interno del piccolo, all'interno delle TV, eccetera. Diciamo che, non lo so, io sono un po' perplessa rispetto a quello che verrà fuori da Porto Vecchio e vedremo. Io sospendo il giudizio per il momento, però insomma gli auspici non sono dei migliori per quanto mi riguarda. Non sono dei migliori, ok. Altre mail dicono: gentile consigliera Kakovic, ieri mattina nella pineta di Cattinara i bambini della seconda e della terza classe della scuola elementare con lingua di insegnamento slovena di Cattinara hanno giocato assieme. Inoltre gli alunni della vicina scuola media con lingua di insegnamento slovena hanno letto ad alta voce i loro temi. È stata una ulteriore bella esperienza ricreativa e didattica all'ombra di quegli alberi ingiustamente condannati all'abbattimento. Allego 2 foto del simpatico evento con la liberatoria dei genitori e degli alunni. Scusate il colpo di tosse, questa è la foto che ci invia il telespettatore che è anche parte attiva nella salvaguardia della pineta di Cattinara, Paolo Radivo. Kakovic è un'altra battaglia su cui anche l'opposizione si è messa in gioco, sì, possiamo dire così. Insomma, noi su Trieste siamo attivi da molto tempo sulla questione della pineta di Cattinara, la preservazione degli spazi verdi
in questa città è fondamentale, anche perché noi risultiamo tra le città con il più alto tasso di verde, però viene calcolato anche tutta un'area che non è proprio cittadina, che è quella del Carso. Diciamo che già il passaggio, gli studenti delle scuole slovene e gli studenti delle scuole italiane che si leggono reciprocamente i testi reciproci è già un bellissimo passaggio a cui noi politici in primis, classe politica in primis, dovrebbe imparare un po' di più forse, visto anche la notizia di stamattina dell'ennesimo imbrattamento del cibo del tigre su a Prosecco, quindi insomma anche quella è una battaglia, continua a essere una battaglia viva. È molto bello vedere cittadini e cittadine comuni, tra virgolette, che stanno scendendo in piazza per occupare spazi democratici, spazi anche di lotta, mi permetterei di dire, che si vada avanti così. Sentiamo una telefonata prima della pubblicità delle 9:15. Buongiorno. Buongiorno. Io mi riferisco alla via San Michele, anche se adesso è finito quell'argomento, perché già è stato valutato questa possibilità, cioè non possibilità, di andare dalla via Galleria verso Catinara, Maggiore, Burlo, eccetera, dopo che si è fatto il senso unico. Vorrei magari che si valutasse questa possibilità di trovare una soluzione. Se uno è nella seconda parte della via Galleria deve fare tutto il giro per via San Michele, arrivare in via Cadorna, poi fare tutto il Corso Italia per una distanza, non so, di 1 chilometro, farne 5. Ok. La ringrazio. Grazie. Non credo che fosse nel piano lavori, no? Un ulteriore passaggio come lo ha descritto la signora. Mi sembra di no, devo essere sincera, però non so, penso proprio di no. Dopo, adesso non ho capito bene in realtà, devo essere sincera, perché non mi sto occupando, diciamo, della triangolazione dei 3 consiglieri di Adesso Trieste, che ci dividiamo i compiti, perché lavoriamo tutti e 3 a tempo pieno, quindi il tempo in più per fare queste cose qua viene ritagliato nelle serate piuttosto che andare a fare aperitivi e cose, soprattutto adesso con il bel tempo. E mi sembra che non ci sia, dopo io non ho capito quando dovrebbe entrare effettivamente non so dire quando. Senso unico di via San Michele, dopo la chiusura delle scuole. Dopo la chiusura delle scuole teoricamente, poi vabbè, insomma il sindaco aveva detto entro Pasqua del 2024, con entro Pasqua di non si sa che anno, perché in realtà nell'articolo non era specificato, quindi come il tram, diciamo. Come il tram, quindi insomma nel senso secondo me potrebbe essere un capitolo ancora aperto, diciamo, potrebbe, anche perché siamo in tempo di elezioni, nulla succede in tempo di elezioni. Come si pone, a prescindere dalla tempistica, su questa sperimentazione, questo avvio di senso unico? Cioè ritieni sia cosa che abbia un senso, che fosse meglio invece rimanere come era prima? Ma allora, secondo me la situazione attuale, ma questa è anche insomma testimoniata, appunto, io parlavo prima dei cittadini che scendono in campo e occupano spazi democratici, anche dalle posizioni, diciamo, di alcuni comitati della zona, e io tra l'altro parallelamente sono andata a via Madonna del Mare, quindi allora conosco bene quel posto lì, sono rimasta lì fin quando avevo 12-13 anni, poi ci siamo trasferiti e oggettivamente via San Michele in quelle situazioni non era vivibile. È una zona pericolosa perché la gente corre molto, e nonostante il doppio senso in questo momento i marciapiedi non sono sicuri, soprattutto nel caso di carrozzine o persone a ridotta mobilità. Oggettivamente qualcosa deve essere fatto. Noi come Adesso Trieste in generale siamo per una mobilità molto più sostenibile a livello di, diciamo, di un'interconnessione tra i mezzi di trasporto, perché non può partire il ragionamento soltanto da un senso unico, ma il ragionamento deve partire dal punto che devo ridurre le macchine in circolazione, perché sì, non ci sono parcheggi, ma il numero delle macchine a Trieste è fuori proporzione, quindi bisogna partire da quell'assunto là nel creare una rete di trasporto urbana che garantisca un trasporto efficiente, di qualità e dal punto di vista ambientale che sia sostenibile. Fortunatamente almeno i marciapiedi della stessa via ho visto che erano oggetto di una riqualificazione, sono stati oggetto di riqualificazione. Diciamo che almeno in parte, insomma, dal punto di vista pedonale qualche lavoro è stato già fatto, anche con mi pare di aver visto buoni risultati. Dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, torniamo tra poco.
Riprendiamo la nostra trasmissione sempre in compagnia di Giorgia Kakovic, consigliera di Adesso Trieste in Consiglio Comunale. Sentiamo una telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono in linea? Sì. Buongiorno, la senta, mi parlo da via San Michele. Ok. Sempre per questa storia di questo autobus, per cortesia, ma tiramelo via in su. Mica ho 89 anni. Devo andare a fare la spesa con queste borse. Come si fa a fare la salita? Allora invisi di fare tutto il giro. Prima che ho sentito anche l'altro signor che era lì. Ma insomma, allora invisi sì, su e poi fare in piazza qua sopra, sì, e dopo venire giù a piedi. Ma sa, lui cosa vuol dire venire giù per quella discesa anche con le borse alla mia età? De cascare, non è possibile. D'estate far tutto quel giro, adesso mi vado in caverna a farmi la spesa, in 2 minuti sono a casa, sì, senza tante fatiche e dopo dovrò stare mezz'ora più perché devo aspettare tutte le orari di partenza, non è possibile. Adesso il fruttivendolo mi ha detto che mi porta a casa la verdura una volta alla settimana. Mi ha detto, la guardi signora, quando che cambia mi non che la porta più, perché devo fare tutto un giro per venire a casa sua a portare. Ma allora cosa faremo qua? Ma se mai possibile, in via Catraro non ha bisogno del bus, perché là c'è tutta gente benestante. Là c'è solamente che qualche dunga, qualche interesse personale, perché diversamente non riesco a capire il perché. Si parla del traffico. Il traffico in su, un giorno aspettavo il bus per andare in posta, figurate voi per andare in posta lì da via San Michele il giro che devo fare, quanto tempo che devo perdere. Aspettavo il bus per andare in posta, ho contato 30 auto che andavano in giù e 2 più il bus che veniva in su. In su non c'è per niente traffico, c'è traffico grande, c'è in giù e vedrei morti che venirà su questa strada quando che viene in senso unico. Ecco. Okay. Però quel che mi interessa, mi prego tutti quanti, non stene tirare via sta 24 in salita per cortesia e metti in conto anche che c'è una clinica qua sotto e c'è le Croce Rosse. Che giro devi fare queste Croce Rosse? Potrei pensare un momentino, mio figlio mi porta qualcosa a casa, che giro dovrà fare per portarmi una bottiglia di acqua minerale a casa? Okay. Se è impossibile tirarla via, non si può. È assurdo per poi portarla in una zona che la gente non ha bisogno, che darà solo fastidio l'autobus, perché lì le macchine parcheggiate a destra e a sinistra della strada, dopo dovrà tirarle via sta gente, dove metterà le macchine? La gente che non ha bisogno di autobus e sarà tutto quanto una strada fatta per niente, solo un intralcio davanti alla chiesa di Sion quando che si troverà la 30 e la 24 più la 30 che venirà in giù. Vedrei il caos che viene fuori in quel punto. Ok, signora, grazie. Ma chi ragione, per cortesia, non stene, signora la parli anche lei per cortesia. Bene, signora, grazie. Non possiamo darlo per certo che non servirà l'autobus anche in via Catraro, perché insomma non è che abbiamo il polso di tutti i residenti e di tutta la loro volontà. Di fatto la strada è questa, e sicuramente con auto a destra e a sinistra l'autobus procede, perché per procede, insomma lo spazio per la 24 c'è, sicuramente potrà creare degli impicci. In particolare sono d'accordo quando la signora dice che in questo tratto dove c'è la chiesa di Sion, questo incrocio comunque è sempre stato un po' non perfettamente gestibile da parte di un po' tutti gli utenti della strada, chi viene da via Tigor, chi vuole andare in via Denza, insomma se ci mettiamo un altro autobus mi immagino che può diventare un ingorgo talvolta fastidioso. Soprattutto la mattina. Questo è il percorso che comunque in teoria farà la 24 con via Catraro, poi scende da via Bazzoni, che è un'altra via particolarmente stretta ma che ha già ospitato, fra virgolette, mi pare la linea 15 e 16 quando è stato chiuso via Navali per i lavori al muro che hanno chiuso la strada, e quindi, come dire, anche la 15 e la 16, che sono autobus regolari come Stazza, ci passano, chiaro, ci passano anche là un po' a filo, e quindi altro punto di attenzione che bisognerà monitorare per questa via. Il quesito principale, Kakovic, che però ha voluto rivolgere alla telespettatrice, è
fondamentalmente, ora scusate se proseguo con l'ideale percorso dell'autobus, è praticamente questo qui, ovvero quando l'autobus arriverà qui, la fermata di questa fine di Via Navali in largo Canal sarà da queste parti fondamentalmente, chi però di Via San Michele è residente nella parte mediana dovrà o salire da Cavana e farsi, diciamo, la salitona, oppure scendere da largo Canal, metti che chi adesso abita in Via San Michele abita da queste parti e dovrà fare una scelta o scendere o salire, non avrà più, diciamo, un servizio autobus che lo ferma in prossimità. Questo è. Questo è vero, nel senso che è palesemente vero, poi è un po' il tema è sempre quello, no? Cioè di andare a prendere delle decisioni che poi hanno un impatto sulla vita quotidiana delle persone in una zona, ma in una città in generale con un'età media anche molto alta. Mi sembra che la signora di prima, nonostante la lucidità, che è molto più alta nella mia in questo momento perché mi comincio a carburare dopo le 11 di mattina più o meno, dopo un tot di caffè. Dopo un tot di caffè abbia menzionato di avere 89 anni. Sì, piuttosto arzilla. Esatto, piuttosto arzilla, che in maniera molto anche concreta ha indicato tutta una serie di contrarietà rispetto a questo progetto della discesa appunto di via San Michele, appunto dell'autobus, del nuovo percorso. Trieste è una conformazione molto particolare, sarà un attimo da capire secondo me anche in una fase di lancio, poi io quello che consiglio sempre ai cittadini e alle cittadine è di utilizzare tutti i mezzi possibili per farsi sentire. Tante volte io sento le persone che dicono vabbè, non ne ascolta. Vero, probabilmente il 90% delle volte è vero, e dopo dall'altro canto vedo che c'è anche molta disillusione sul fatto che ci siano degli strumenti per farsi sentire anche a voce alta. Stiamo percorrendo via della Galleria dove arrivati nel finale, poi ho anche avuto modo di apprenderlo in pubblicità, o meglio anche ragionarci un attimo grazie al collega proprio in regia Guido Indri. Una volta arrivati qui dove c'è l'incrocio con via Testi, davanti è strada senza uscita, a destra ci sono le scale e quindi chi torna qui in pratica, scusatemi se uso questo termine, ma farà una sorta di gioco dell'oca e dovrà tornare giù. Adesso lasciamo stare che qui è chiuso con le immagini di Google Maps, però dovrà scendere, cioè dovrà tornare giù, perché se il senso unico sarà in discesa, questo ultimo tratto di 50-60 metri non potrà farlo contromano, quindi anche chi arriverà a ridosso fra via Fulvio Testi e via San Michele a vedere la luce di largo Canal dovrà comunque tornare in giù, e allora viene in qualche modo anche la perplessità poi di quello che sarà il percorso dei mezzi di soccorso e tutto il resto, che vedremo come saranno nella pratica. Kakovic, alla fine quello servirà, cioè la sperimentazione è fatta per quello, capiremo di più prossimamente. Vediamo ancora altre mail che restano su questo argomento. Almeno si avesse l'intelligenza di usare i minibus, scrive Patrizia, su via San Michele. La 24 probabilmente se resta tale, non so se è più piccola, forse la 38 è più piccola ancora, non lo so. Mi sembra di sì, ma non sono sicura. Vabbè. Telefonata, buongiorno. Sì, buona giornata a tutti e auguri di buon lavoro. Grazie. Una domanda generale, generica all'ospite, che non c'entra con il problema, però essendo nel Consiglio Comunale può sicuramente darmi una risposta almeno di ordine generale. La mia curiosità punta sul fatto che, nonostante i grandi finanziamenti che sono stati fatti col PNR l'altro anno, cioè 2 anni fa, il Comune, in seno al Comune, nessuno ha pensato alla ristrutturazione complessiva della rete idrica triestina, la quale ha una perdita generalizzata stimata nel circa 40-45%. Parliamo di cose serie, perché l'acqua dà la vita e quindi non si parla di cose complementari o supplementari. E certo, si tratta di un grosso lavoro, il rifacimento della rete idrica o la revisione di tutta la rete comporta diverse decine di
milioni di euro, però sarebbe stato un lavoro assolutamente prioritario e favorevole al futuro. Ecco, una risposta generale e soprattutto sapere come mai nessuno dei consiglieri non entra in questo campo specifico. Grazie. Grazie. Kakovic, se la sente di affrontare questo argomento? Ma in maniera molto generale, perché non ne so abbastanza. Quello che so è che, come dice il signore, non c'è stato fatto nessun progetto PNRR. Mi sento anche di dire però in realtà che noi, diciamo che la maggioranza tende a non ascoltare molto i consigli della minoranza e dell'opposizione in consiglio comunale. Se non sbaglio, noi avevamo fatto una mozione o delle interrogazioni a riguardo, in realtà un po' di tempo fa. E in realtà io non ero ancora in consiglio comunale, c'era ancora la consigliera Giulia Massolino, quindi si parla più di un anno fa. Quello che dice il signore è vero ed è un problema in realtà non soltanto triestino, ma italiano, che sta diventando drammaticamente attuale anche per la situazione di siccità cronica che viviamo anche in delle regioni in cui non ci si sarebbe mai aspettato una situazione del genere. Quando ci sono stati i bandi PNRR, la maggioranza e i tecnici all'epoca che fu evidentemente non hanno pensato che questo poteva essere una buona richiesta di fondi e soldi strutturali per mettere in sicurezza questo bene primario che appunto è l'acqua. Certo. Ed effettivamente è una grandissima mancanza. Ringrazio il signor che però non ha detto il nome. No, non l'ho segnato. No. Ringrazio il signore per aver puntualizzato questa cosa qui. Dunque, 9:30 passate, dobbiamo fermarci per la pubblicità, a tra poco. Riprendiamo dunque, 9:36 minuti, sempre mercoledì 29 maggio, sempre in compagnia di Giorgia Kakovic, sempre consigliera comunale di Adesso Trieste. Non è cambiato nulla, no, nulla. Da qui alla pubblicità. Telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, io sto chiamando per una questione magari che al momento non c'entra con l'assessore, per un accanimento terapeutico. Ecco, e avrei bisogno di un supporto giornalistico a riguardo. Allora, guardi, se vuole ce lo può raccontare anche adesso, ma se preferisce e magari il tema è delicato, le consiglio di chiamare piuttosto in redazione e parlare, diciamo, non in diretta con un mio collega, eventualmente se la sua richiesta è quella di un contatto giornalistico per un servizio. Se invece vuole mettere, diciamo, la libera fruizione anche ai telespettatori, ci può raccontare. Io vi posso anche raccontare, però se mi garantisce che ne posso parlare privatamente, mi dà questo consiglio, perché è una questione abbastanza delicata. Io immaginavo che trattandosi di questioni sanitarie può essere delicata, se dovessi io darle un consiglio, quello magari di sentire anche me dopo le 10, ma qualche mio collega in redazione anche adesso. Ho provato, ma non mi risponde nessuno. Saranno in riunione allora, perché abbiamo la riunione proprio aperta, alle 9:30 sui lavori del mattino. Provo anche a commentarlo in diretta. Magari perché... ecco, le consiglio di evitare eventualmente riferimenti sensibili a questo. Quello è il problema. Quello è il problema. Veda lei. Per me posso anche raccontarlo senza fare piccoli riferimenti, se poi insomma mi garantite, perché è una cosa che succede oggi, al momento, diciamo, giornalmente adesso. Ecco, allora a me mi succede, guardi, che praticamente riguardo mia moglie. Mia moglie è ricoverata presso un ospedale. Ieri sera ho assistito a una scena veramente raccapricciante che non lo auguro a nessun paziente. Ecco, fanno questa terapia verso mia moglie antibiotica, però che da una parte fa bene, ma dall'altra gli provoca dolori atroci, addirittura rimette anche l'anima. Ecco, io non sono d'accordo su questa terapia perché mi hanno detto che non c'è altro modo. A me mi sembra strano perché nel 2024 non credo che non ci sia altro modo.
Okay. Ecco, vorrei insomma far togliere questo tipo di terapia perché provoca veramente, fa star male mia moglie, ma Ho moltissimo. Allora, ravviso che ci sia forse bisogno di parlarne privatamente con un riferimento magari più specifico, ma non credo che sia il caso continuare in diretta per proprio dati sensibili, eccetera. Allora, se vuole chiami in redazione 040 300 500 all'interno della redazione, altrimenti lei mi lasci il suo nome, solo il suo nome, perché tanto se ha lasciato il numero alla collega abbiamo modo anche noi di recuperarlo. Sì. Allora guardi, il mio nome è Luigi. Luigi, ok. E il numero è quello che ho lasciato alla Perfetto, collega. non serve ripeterlo se ce l'ha già lasciato. Va bene. Se mi garantisce che mi chiama, che è veramente una situazione veramente, guardi. Lei provi a telefonare in redazione comunque, perché magari trova qualcuno fra 5 minuti, altrimenti abbiamo il suo nome e ci faremo sentire. Garantirle che verrà in qualche modo pubblicato qualcosa non posso, perché non decido io e perché dobbiamo prima ascoltare quello che ci ha da dire, però le posso garantire che la richiamo io se non sente nessuno, quello sì, non c'è nessun problema. Va bene, provo a telefonare tra un 5 minuti in redazione allora. Ok, grazie, buongiorno. Meglio affrontarli con una determinata diciamo, delicatezza queste cose. Un'altra mail mi pare sul problema di via San Michele, che è stato invertito il concetto di servizio pubblico del trasporto urbano. Nelle varie città si organizzano aree pedonali o a traffico limitato. In questo caso, invece di favorire l'utilità per pedoni che usufruiscono dei bus, si favorisce il traffico automobilistico. A mio avviso la via dovrebbe essere dedicata a pedoni e bus, mentre gli automobilisti dovrebbero, senza grandi sforzi, percorrere altri itinerari per scendere lungo le rive. È giusto pensare all'utilità dei più deboli e non di chi gli scoccia consumare di più il suo tempo e il carburante, scrive un telespettatore su via San Michele. È quello che un po' dicevo anche prima, quindi... Avevamo visto prima questo articolo del Piccolo, violenza giovanile a San Giacomo, controlli e interventi nel sociale. Kakovic, cosa sta succedendo a San Giacomo? Ma a San Giacomo sta succedendo quello che viene chiamato disagio giovanile, che però a me fa anche ridere in realtà questa etichetta, nel senso che questo tipo di disagio, le baby gang come vengono chiamate in maniera molto volgare eccetera, sono espressione sicuramente di un disagio più societario che giovanile, nel senso che dal Covid in poi non c'è stato nessun tipo di presa educativa sulle scuole, sui più giovani, tanto più in realtà stiamo assistendo a una giunta che in maniera totalmente scellerata e senza nessun tipo di programmazione consente, come dicevo prima, il ridimensionamento della scuola Bergamas e allo stesso tempo mette in discussione l'universalità d'accesso degli asili nido di questa città, e mi viene da dire quali sono gli strumenti principali per combattere questo disagio, ovviamente anche sul lungo termine, se non quello scolastico, della presenza della scuola, del finanziamento dei percorsi, anche per andare verso magari le classi sociali più deboli per tutta una serie di motivi. San Giacomo è un rione particolare che in realtà, oltre a questo lato scolastico, è stato attaccato anche secondo me pesantemente rispetto alla chiusura del consultorio di via San Marco, perché è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, ma quello non era un presidio sanitario, ma era un presidio sociosanitario che includeva molte più diciamo, casistica rispetto a quello che viene solitamente immaginato. Quello che stiamo vedendo poi nell'articolo nello specifico è anche rispetto alle uscite di vari politici locali negli ultimi giorni, anche rispetto ai furti mi sembra, o comunque le violenze che ci sono state di fronte alla scuola Bergamas, non sono una grande fan del pugno duro nei confronti degli adolescenti, perché se gli adolescenti si trovano, ma c'è scritto anche nell'articolo di Sarti, a stare in una zona, in un anfratto, diciamo, adesso non mi ricordo le parole specifiche dell'articolo, l'ho letto stamattina prima di venire qua, senza luce, dove c'è puzza di urina, senza finestre, che è un posto anche brutto da vivere, mi chiedo perché non venga offerta un'alternativa migliore a questi ragazzi, in cui il presidio appunto non c'è, o se è parziale, perché ormai tutti i presidi che ci sono vengono continuamente smantellati. Noi come Adesso Trieste avevamo proposto, non ero in consiglio comunale io, quindi è stato, diciamo, prima della mia entrata sulle scene
del Consiglio Comunale, perché prima mi occupavo di questioni di terza circoscrizione, avevamo proposto uno degli strumenti che in realtà aveva già fatto strada a Trieste negli anni, diciamo, inizio anni 2000, eccetera, che era quello dell'educativa di strada, che è uno strumento anche in una lunga veduta che può essere costruttivo, e mi viene anche da dire che è molto populista. Poi siamo in periodo di elezioni, quindi le grandi strombazzate elettorali si fanno, l'educazione è un processo lento, quindi non si può pretendere che un progetto che duri poco abbia dei risultati immediati. Bisogna presidiare il territorio in maniera costante, bisogna presidiare il territorio con enti e istituzioni come la scuola che diano la possibilità anche ai ragazzi di sentirsi, ai ragazzi e alle ragazze di sentirsi accolti. Bisogna presidiare questo con tutti anche gli enti del terzo settore che fanno parte di questa rete, che invece nel frattempo si vedono i fondi ben tagliati, e bisogna continuare a presidiare il territorio. Non è con degli interventi spot poliziali che questa cosa si risolve, perché semplicemente le persone si spostano ed è un po' la legge dei grandi vuoti, no? Nel momento in cui la polizia viene a stare in maniera perenne in quella zona che appunto del comprensorio delle case Atre, mi sembra di aver letto all'interno oggi dell'articolo del Piccolo, semplicemente probabilmente i ragazzi si sposteranno da qualche altra parte. Bisogna avere il coraggio anche di dire in maniera molto chiara che questo è probabilmente un sintomo di un malessere molto più profondo, che non riguarda solo i ragazzi, che riguarda anche le famiglie, che riguarda l'istituzione scuola, che riguarda le istituzioni educative in generale, e che a questo sintomo di questo malessere molto profondo serve una risposta molto netta, ma che avrà dei risultati probabilmente anche sul lungo periodo. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Prego. Sì, considerando quello che diceva la sua ospite, giustamente, ci sono tanti proclami, però poi non ci sono le persone, i lavoratori, la manodopera che possa mettere in atto questi proclami, perché in tutte le situazioni ci vogliono persone che si occupano del sociale, della sanità, della scuola, persone. Se le persone non ci sono e restano solo i proclami, le cose andranno sempre peggio. Ma io volevo chiedere alla sua giovane ospite un suo parere. Allora, ho sentito che il Papa ha detto una cosa, e non lo so se sia vero o meno, perché non ho visto il video, che ha detto che praticamente lui non vuole che si accostino al sacerdozio gli omosessuali, che hanno pratiche omosessuali. Allora, io sinceramente, io so che chi si accosta al sacerdozio rinuncia alla sua sessualità, quindi che sia etero o che sia tendenzialmente omosessuale, nel momento in cui si accosta al sacerdozio rinuncia a quell'aspetto della vita, no? Perché questo è un sacerdote, non è né etero né omosessuale. Quindi questa cosa mi ha veramente sbalestrata proprio, perché non mi aspettavo da questo Papa una cosa del genere, anche perché non è proprio intelligente come affermazione. Ribadisco, uno che va a fare il sacerdote rinuncia alla sua sessualità. Cioè, voglio dire, è un'offesa questa, è una grande offesa, perché è un insulto alla fede di questi potenziali sacerdoti. Ora vorrei sentire il parere della sua giovane ospite. Certo. Grazie e buongiorno. Grazie signora Silvia, grazie. Prego Kakovic. La frase incriminata, la ripetiamo, era: nei seminari c'è troppa frociaggine. Chiedo scusa se offendo qualcuno, ma riporto il virgolettato. Ma guardi, io parto da un presupposto che è molto personale, nel senso che, come è noto, penso, sono una donna, quindi comunque non avrei potuto all'interno della Chiesa Cattolica Romana accedere a un sacerdozio. Sono innamorata e felicemente in una relazione con una donna, quindi qua si sfonda proprio veramente una porta aperta, ed è giusto, visto che anche sono femminista di credo politico, che penso che il personale sia politico in ogni caso, quindi è anche giusto mettere sul piatto questa cosa qui. A sua discrezione. A mia discrezione, ovviamente. Qual è il punto? Io penso che questo Papa sia un Papa sicuramente lungimirante sotto alcuni punti di vista, ad esempio tutto il discorso delle migrazioni, in cui lui comunque si è posto anche in maniera nettamente contraria alle politiche fatte anche dall'Unione Europea, insomma dai vari stati, rispetto a tutti i morti nel Mediterraneo. Dopo, io da persona che vive sulla sua pelle costantemente le discriminazioni di questa appunto frociaggine, perché in questo paese io non sono
ad esempio intitolata non sono degna nel pensiero di essere una madre con la mia compagna, non ho il matrimonio egualitario in questo paese perché sembra che siamo comunque qualcosa di meno dei cittadini di serie B. In ogni caso a me viene da dire, da laica, convintamente laica, che pensa che l'istituzione Chiesa e l'istituzione Stato debbano restare separati, che non posso aspettarmi altra cosa dal Papa. Nel senso, dopo sembra che in realtà sia stata gonfiata questa cosa, sembra che sia stata fatta trapelare perché esatto. Non posso però da donna laica e comunque diciamo all'epoca che fu, i miei genitori mi fecero fare battesimo e comunione, poi io non volli fare la cresima, ma mi considero atea, però nella totale libertà di culto di tutte le religioni, perché io sono di questa idea qui, penso che debbano restare due istituzioni separate e allo stesso tempo che non posso aspettarmi null'altro da un'istituzione ecclesiastica come quella papale, ma come tante altre, perché alla fine poi insomma ci sono anche altri indirizzi della Chiesa Cattolica che invece abbracciano e aprono le porte alle persone LGBT, perché ce ne sono altre e sono tante. Io un po' di tempo fa avevo ricevuto tra l'altro un invito per il 17 maggio, che è la giornata contro l'omobilesbo-transfobia, che storicamente è stata la data in cui è uscito dal manuale diagnostico dei disturbi mentali psichiatrici l'omosessualità come malattia psichiatrica, e non tanto tempo fa, perché si sta parlando di 30 anni fa. Ho ricevuto questo invito a cui purtroppo non sono potuta andare per motivi lavorativi, ma da alcune istituzioni ecclesiastiche. Mi spiace sentire questa roba da Papa Francesco, detto ciò in maniera totalmente empirica non riesco a stupirmi, mettiamola così. Una mail dice: smettiamola di parlare di disagio e perfino di Covid, chi passa il tempo a lordare i muri e a sputare sui passanti e a molestarli deve prima di tutto ricevere una punizione esemplare, pulire la strada è un esempio, poi essere formato affinché impari un mestiere, dove non esiste la famiglia deve essere lo Stato a tenerli occupati, educarli e se serve punirli, scrive Grazia. Non sono d'accordo con Grazia, nel senso non penso che la punizione come strumento sia lo strumento da utilizzare con i ragazzi, con le ragazze di determinate età. Può essere un mezzo, non penso che sia il mezzo giusto, penso che siamo arrivati a un punto di evoluzione anche pedagogico e storico in cui magari insomma quei racconti da quasi malavoglia, rosso malpelo, magari no. Ma questa è una mia opinione. Penso che in un paese come il nostro, in una città anche come la nostra, però in un paese come il nostro, in cui i tassi di natalità sono sempre più bassi, in cui la mia generazione, e quindi anche conseguenza, a meno che non cambi qualcosa in maniera radicale, è la prima generazione più povera della generazione dei propri genitori, in cui anche il costo della vita aumenta esponenzialmente. Prima ho fatto la battuta, sembra che diventare genitore sia più un fattore economico ormai che altro. Penso che poi ad esempio tutti gli accessi e diversi accessi ai vari centri di salute mentale fatti dai più giovani, che sono comunque dato noto, penso che forse la vergata non sia lo strumento adatto, o perlomeno non sia il solo strumento. Dopo al capo educativo lascio spazio a chi è titolare di questa cosa qui, però io non ho studiato scienze dell'educazione, ho studiato relazioni internazionali, quindi mi occupo più di guerra tra stati, che è sempre comunque poco bello. Quindi, però molto attuale. Però molto attuale. Quindi non penso che sia da mettere in campo un sistema multidisciplinare che affronti un disagio che è radicato e che ormai è noto a tutti, a tutte. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Prego. Buongiorno. Volevo parlare sul discorso dell'inserimento degli non accompagnati nel sistema, che viene sempre portato come una cosa molto difficile da attuare, e infatti si vedono i risultati di queste bande che scorazzano da una parte all'altra della città. Io ho fatto i conti perché ho sentito che ci sono 800 di questi che sono in carico al comune e che il comune spende mediamente per ognuno di questi oltre 100-110 euro al giorno. Ho fatto il conto totale in un anno, sono 30 miliardi
E quindi 30 milioni, scusi. Ecco. E quindi ritengo che un comune che ha questo peso e queste risorse, che spende per queste risorse, ha la possibilità di costruire dei sistemi e delle strutture necessarie per rendere possibile l'integrazione di questi personaggi, perché se no vuol dire che questi soldi vengono spesi in maniera non utile e su altre cose che non sono finalizzate a queste persone. Poi volevo completare, fare un commento su quello che ha detto l'ospite, sul fatto che i giovani di oggi sono quelli che appunto vivono una società più povera rispetto alle generazioni precedenti. Però non fanno un'analisi del perché è successo questo e mantengono comunque il miraggio della grande Europa unita, della grande Europa che si confronta militarmente con le altre grandi potenze, eccetera, mentre invece bisognerebbe pensare invece a un discorso di una relazione tra gli stati non di aggressione, non di concorrenza, ma di compartecipazione. Cioè ogni Stato dovrebbe pensare alle sue esigenze, alle sue cose e poi relazionarsi con gli altri, invece adesso si pensa solo di aggregarsi per essere più forti per combattere l'altro. I giovani dovrebbero passare a un altro sistema di ragionamento rispetto agli anziani che hanno sbagliato pienamente. Grazie, buongiorno. Grazie. Kakovic. Tanti temi sul tavolo. Sì. Allora, partendo dai minori non accompagnati. Minori stranieri non accompagnati. Allora, chi sono? Sono i ragazzi migranti che arrivano qua, uso ragazzi perché tendenzialmente sono sempre maschi, ma per ragioni in realtà anche di affrontare il viaggio, nel senso che tendenzialmente, che qua a Trieste nello specifico arrivano principalmente con rotta balcanica, e sono i minori che arrivano, quindi diciamo a livello di sistema di accoglienza nostro, che arrivano sotto la maggiore età, che in Italia è fissata ai 18 anni. Fino a quel momento là l'Italia come paese è dovuto dare accoglienza ai minori. Nel momento in cui poi diventano diciottenni, questi possono fare richiesta d'asilo, entrare nel sistema poi di quello che viene chiamato il CAS. Allora, i 110 adesso, io tra l'altro a me sembra che quelli siano soldi del Ministero degli Interni, non siano soldi che il comune di per sé utilizzi. Cioè, o meglio, li anticipa. O di qualche altro ministero, comunque non sono soldi diciamo locali. Allora, in quei 110 euro va diciamo tutte le prime necessità del minore, che poi arrivano e vengono tenuti tendenzialmente all'interno di comunità in cui c'è anche questo mondo del terzo settore triestino che lavora moltissimo, in cui oltre diciamo alle spese base che uno può avere per la propria quotidianità, quindi quelle che abbiamo tutte e tutti noi, ci sono anche banalmente i soldi degli operatori che lavorano con questi ragazzi, che molte volte non sanno l'italiano, quindi già c'è un approccio linguistico, che trovano i tirocini, che trovano i percorsi scolastici, che stanno dietro questi ragazzi che si ritrovano catapultati in un mondo che non è il loro, che è molto diverso, dopo anche magari un viaggetto che non è proprio di prima classe, ma che sono anni magari di viaggio nelle violenze e in tutto quello che sappiamo già all'interno della rotta balcanica, e quindi i soldi sono quelli, cioè il costo ore uomo è quello. Dovrebbero esserci più soldi per garantire l'integrazione di queste persone, anche perché io stresso molto sul concetto di denatalità, perché mi sento dire costantemente che se non si è madri non si è donne degne qui in questo paese. Ho letto che, tra l'altro l'altro giorno mi sembra sul Sole 24 Ore, che l'altro anno le persone che sono entrate in Italia in maniera regolare, però penso che all'interno di questo computo non ci siano i minori stranieri non accompagnati, che di base devono essere accolti dallo Stato, sono entrate circa 600.000 persone, di cui al netto dell'emigrazione sono andati via 207.000 italiani. Quindi abbiamo un netto di 400.000 persone che sono appunto stranieri, che arrivano in Italia e entrano all'interno della vita italiana, della quotidianità italiana. Qual è poi anche il grosso altro punto di domanda?
stata grossa discussione dell'anno scorso, i flussi controllati perché gli imprenditori chiedevano manodopera, perché la gente non vuole più lavorare, che non è che non vuole più lavorare a certe condizioni. Esatto, non vuole più lavorare in certe condizioni. Se io devo lavorare con mezza busta paga bianco e mezza busta paga nero, pagata 6 euro all'ora, mi viene anche a dire no. Forse questa è, mi viene da dire, un vanto, io lo chiamo un vanto della nostra generazione, perché forse stiamo ritornando a capire che il lavoro è un mezzo di emancipazione e non un mezzo di schiavitù. Purtroppo queste persone entrano all'interno di una serie di meccanismi in cui accettano, anche per le pressioni sociali che arriva dalle famiglie a casa, anche i lavori del genere. Quindi sono anche studi che sono facilmente rintracciabili su internet, che non sono complicati da leggere. Dobbiamo entrare nel meccanismo di ragionamento tramite cui l'integrazione è lo strumento che ci garantirà, ad esempio a me, che non so, io continuo a pagare i contributi perché sono comunque una lavoratrice dipendente, io non so se mai andrò in pensione. Ma penso neanche lei, tra l'altro, insomma, ci accomuna questa perplessità. È stato un po' di tempo fa uno studio della Fondazione Gimbe, come tra l'altro anche in realtà l'INPS continua a dirlo da diverso tempo, o si comincia a pensare dove trovare e reperire la forza lavoro che un giorno pagherà quelle pensioni, oppure semplicemente torneremo in uno stato quasi medievale in cui, visto che probabilmente non avrò figli, non so, mi lascerò morire sotto un albero probabilmente, no? Quindi sarà, al di fuori appunto dei proclami, cerchiamo anche di ragionare in maniera pratica rispetto all'argomento. Queste persone continuano a muoversi e continueranno a muoversi, noi possiamo costruire muri, la cosa migliore è cercare di integrare queste persone all'interno di un tessuto sociale per una vita, mi viene da dire in armonia, ma non sarà mai in armonia, cioè basta pensare agli anni 60, cos'era la migrazione dal sud, che erano comunque, scusatemi la parola, i terroni. Eppure adesso fino a qualche anno fa, il tema degli albanesi, delle persone che venivano dall'Albania, c'è sempre un nemico di turno. Kakovic, dovevo chiudere, siamo in ritardo di un minutino, grazie per essere stata con noi, grazie buona giornata e buon lavoro. Buona giornata. Ci fermiamo, arrivederci. Scusa, non l'avevo visto.